libere, per la collana Ada, Torte e Delitti. I titoli dei 2 volumi sono I fiumi sotto la città e La spiaggia dei ricordi morti. Ieri ci ha raccontato che ne ha già altri 2 pronti e quindi li attendiamo presto in libreria. E speriamo ormai a Verona tradizionalmente a presentarli, insomma, perché ci fa piacere che poi le persone care diventino anche di casa nella nostra città e nella cerchia delle amicizie condivise. Il professor Elvio Guagnini, docente emerito di letteratura italiana all'Università di Trieste, la sua biografia è molto importante nel campo, moltissime edizioni pubblicate come potete immaginare. Anche per lui ricordo solo gli ultimi e in particolare legati, diciamo, al tema di oggi. Nel 2010 ha pubblicato per la casa editrice Genomena di Formia, Genomena dal giallo al noir e oltre, declinazioni del poliziesco italiano, e recentemente invece un contributo sul giallo a scuola nel volume A scuola di italiano a 150 anni dall'unità, curato da Ugo Cardinale, uscito per il Mulino nel 2011. Poi ascolteremo, ecco, la relazione del professor Guagnini sarà sul giallo italiano, la nascita e gli sviluppi. Ascolteremo poi il professor Paolo Magagnin, docente di interpretazione consecutiva in cinese dall'inglese dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Lui si occupa in particolare di letteratura cinese moderna e contemporanea e è già stato nostro ospite, ha aperto il ciclo Un ponte con la Cina, portandoci, abbiamo avuto il privilegio di avere ospite un autore cinese contemporaneo del quale appunto abbiamo presentato qui il volume Correndo attraverso Pechino, e quindi gli sono particolarmente grata per essere tornato questa volta nella sua veste di esperto di letteratura gialla cinese, o noir, forse sarebbe meglio dire, perché in Italia ha preso questa connotazione in particolare per la ben nota casa editrice, appunto, che aveva dato alle copertine questo colore. Avremo poi un altro autore, Nicola Oddati, la cui biografia è più legata al mondo politico, ma è un autore di gialli, e ha pubblicato nel 2012 con Mondadori nella collana Omnibus Il teorema della corda. Avremo poi anche, in questa invece prima parte, Claudio Palmigiano, avvocato nella vita e conosciuto molto anche come collezionista d'arte. La sua relazione sarà sul giallo inglese, qua tutto ebbe inizio, punto di domanda. E sarà interessante ascoltarlo perché lui è invece, come dire, fa la parte del pubblico, insomma, del felice lettore di gialli e dell'esperto lettore di gialli. Massimo Raveri, docente di religioni e filosofie dell'Asia orientale a Ca' Foscari, Venezia, antropologo di formazione, e la sua competenza invece è molto legata al mondo giapponese, alla letteratura giapponese, quindi ci stacchiamo un pochino dalla Cina, che è il paese sul quale abbiamo sempre posto l'attenzione in questi mesi. Stavamo aspettando, forse è già in sala e io non lo conosco e nel qual caso mi scuso, Michelangelo Sebastiani, non c'è, ecco, delle edizioni Forme Libere, e prego? Ci sei tu che sei autrice nella stessa casa editrice, benissimo. E avrebbe dovuto essere con noi, forse ci raggiungerà più tardi, Alessandro Zangrande, giornalista del Corriere del Veneto.
Credo di aver presentato tutti i nostri ospiti, spero di non aver scordato nessuno, ma il moderatore poi riparerà a tutti i miei errori. Io vi sono molto grata, devo dire che personalmente al mondo, a questo genere letterario sono legata anche da un tributo di riconoscenza. È stato forse il genere di formazione della mia gioventù, non solo perché in casa trovai appunto tutta questa magnifica collana gialla con la copertina gialla e da giovanissima la lessi con grande piacere, e Miss Marple, lo raccontavo prima all'avvocato Palmigiano, divenne il mio modello di riferimento e ormai sono passati moltissimi decenni, non mi vergogno più a dirlo, ma insomma è stato così. E quando poi arrivai all'università e il mio docente di storia moderna, grandissimo maestro, ci obbligò a leggere la letteratura di genere noir di classici americani, in particolare Chandler, facendoci cogliere come da quei testi si potesse desumere la tecnica del processo indiziario e come questa potesse essere la base del metodo storico, o comunque aiutare molto gli storici come metodo sì. E quindi diciamo che sono particolarmente legata a questo genere, che per me ha rappresentato forse più ancora che non solo diciamo un piacere di lettura, ma anche proprio una vera e propria formazione poi in quella che è stata la mia professione. Vi ringrazio, mi siedo finalmente dall'altra parte e vi ascolto con grande piacere, lasciando la parola a Maurizio Gatti, e lo ringrazio per questo compito che si assume sicuramente con felicità. Grazie a tutti. Grazie Daniela Brunelli. E grazie soprattutto a lei e alla società che ci ospita, perché è una bella opportunità questa di discutere con voi di quello che è stato un po' l'intreccio, ammesso che ci sia stato, ma lo vedremo nel corso delle relazioni, e il dibattito su quello che potremmo definire, io non lo chiamo tanto giallo, preferisco la definizione detective story. L'elemento fondamentale diciamo di una detective story è la soluzione di un mistero. Questo è la base. Quali sono, qui dico delle cose che spero possano poi servire anche al dibattito successivo, perché sulla codificazione di quelli che sono gli elementi fondamentali di una detective story, quelli che sono i generi di appartenenza di questo mondo, è un dibattito molto aperto, però interessante. Quali sono gli elementi principali che contraddistinguono una detective story? Sono un delitto, un crimine, che può essere di tipo finanziario o di tipo fisico, la presenza di uno o più investigatori, il metodo dell'indagine e da ultimo lo scioglimento dell'enigma che ha determinato tutta la storia. Il genere detective story si può suddividere in 4 grandi categorie. Il primo è quello del giallo deduttivo, così chiamato, cioè whodunit, detto in inglese, ovvero è quegli scritti dove sono due storie, la storia del crimine, e quando finisce la storia del crimine comincia la storia dell'indagine. Non si intrecciano quasi, una determina l'altra. Per darvi un'idea dell'appartenenza a questo genere, pensate ai personaggi di Poirot o di Sherlock Holmes. Quindi gli scrittori sono Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Conan Doyle. La seconda classificazione è quella che potremmo chiamare, detta in italiano, la scuola dei duri, detta all'inglese il hard boiled, che è un genere nato negli Stati Uniti negli anni 20, dove l'elemento principale è la durezza dei comportamenti sia degli indagati che degli indagatori.
appartengono a questa categoria scrittori come Hammett, Chandler, come diceva Daniela Brunelli, e Mike Spillane. Per darvi un'idea fisica di che cosa intendo dire, se qualcuno si ricorda i film con Robert Mitchum quando faceva il detective, ecco, quello è l'ambiente del hard boiled. Poi c'è il genere vero e proprio cosiddetto noir, in cui credo che l'elemento, lo scrittore, un po' di riferimento è Woolrich, probabilmente, nel quale nel noir quello che prevale al di là della storia è l'angoscia che nello scritto viene trasmessa al lettore, l'ansia, proprio il mancare il respiro. Anche qui, per darvi un riferimento cinematografico, pensate alla Finestra sul cortile, dove non so se ve lo ricordate, James Stewart che è lì fermo, bloccato, e tutto si sta svolgendo intorno a lui e l'ansia aumenta. Da ultimo c'è quello che viene chiamato il procedure, ovvero le storie ambientate all'interno dei distretti di polizia. Scusate, il più famoso scrittore in questo è McBain, americano, che tra l'altro è di origine italiana perché il suo vero nome era Salvatore Lombino, che creò la serie l'87° distretto, e da lì partì tutta la serie di questo genere. Quindi è un genere che mette in evidenza quello che è, da un lato, il metodo scientifico di indagine, e dall'altro evidenzia e mette in risalto come il lavoro di gruppo, quindi della squadra di detective, della squadra del distretto, possa operare meglio che non il singolo investigatore. Quindi era una contrapposizione fra lavoro di gruppo, lavoro di squadra e singolo. Questo è giusto per inquadrare un po', ammesso che stia in piedi come classificazione, ma spero che ne parleremo. Quindi lascerei subito la parola a Lavinia con una precisazione da parte mia. Il genere poliziesco credo che in Europa o nel mondo occidentale lo si possa datare nell'800, più o meno. 6 secoli prima, nel 1235, in Cina venne pubblicato uno zibaldone che era la prima raccolta di scritti polizieschi. Io non so parlare il cinese, ma questo è il titolo. Sì. E quindi ti lascio la parola. Sì, è anche citato nel mio intervento. Allora, si sente? Si sente, però temo che non si veda tanto bene. Non so. Anche perché non so se insomma un riferimento visivo sicuramente. Scusate se vi lascio al buio. Già. Sì, mi spiace di lasciarvi al buio. Oh, ecco, adesso si vede bene. Posso cominciare? Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito, che non ero mai stata a Verona, ringrazio anch'io Michele e Daniele, e sono veramente emozionata, una città splendida e un'occasione di portare a conoscenza un genere che non è molto conosciuto. Innanzitutto 2 parole sull'approccio che adotterò, parlerò appunto della narrativa di crimine cinese, e più che parlare di un genere narrativo legato a una determinata epoca storica o a determinate tecniche narrative, affronterò l'argomento come un elemento letterario nel divenire storico della letteratura cinese e in molti generi letterari cinesi, che poi è l'argomento della mia
ricerca. Ecco, qui ho fatto una sorta di indice degli argomenti che tratterò, perché purtroppo sono molti e quindi se avete delle domande interrompetemi tranquillamente. E appunto farò una piccola premessa sulla cultura legale in Cina, sempre considerando l'epoca imperiale, quindi diciamo dal III secolo a.C. fino al XX, ebbene sì, e una seconda parte dove parlerò della narrativa in lingua classica e poi la narrativa in lingua vernacolare. Appunto questa premessa, trattandosi di un genere che tratta di crimini e quindi di casi giudiziari, ovviamente è spesso incluso tra i personaggi il magistrato. Ecco, questo magistrato è una personalità particolare perché diciamo all'incirca dal III secolo a.C., quando la Cina si unifica, il territorio cinese, così come il sistema amministrativo, viene organizzato in un sistema di graduazioni di tipo piramidale, con l'imperatore all'apice di questa piramide e dal punto di vista territoriale la Cina divisa in tanti prefetture e distretti, ecco, con a capo di questi distretti queste personalità, questi funzionari. Questi funzionari avevano si occupavano di tutto quello che era la vita del distretto e dei suoi cittadini, dagli aspetti amministrativi ma anche l'amministrazione della giustizia, così come era responsabile del benessere della popolazione del distretto e anche appunto delle funzioni rituali, insomma tutto quello che veniva che interessava la vita della popolazione del distretto. E per questo sia nella letteratura storica che in quella che nella letteratura, nella narrativa, viene spesso onorato con l'appellativo Fumu Guan, che significa funzionario padre e madre. Va da sé padre e madre perché si occupa di tutti gli aspetti della vita della popolazione del distretto. Possiamo credere che avesse come spesso si dice, che aveva potere assoluto. In verità sempre per il sistema di graduazione di cui sopra era soggetto a continue, con scadenza regolare, continue supervisioni da parte degli organi superiori fino anche all'imperatore. Il tribunale, ecco, il tribunale così come la prigione hanno sede nel complesso di edifici che è lo Yame, l'ufficio del magistrato. Quindi abbiamo detto che il magistrato, per quanto riguarda un caso giudiziario, si occupava di tutto quello che concerneva il caso giudiziario, dalle indagini ai mandati di cattura, a presediare un processo, tutto quanto, a sentire querelanti, tutto quello che interessa un caso giudiziario. Come si faceva a sporgere denuncia? Bastava suonare a determinate ore del giorno un gong davanti all'ufficio del magistrato e si aveva udienza, si era ricevuti. Per quanto riguarda poi il caso giudiziario in sé, il magistrato alla fine del processo che presiedeva era obbligato a proporre un colpevole e questo colpevole era era necessario avere una confessione. Ecco, per ottenere questa confessione era legittimato ad usare alcuni strumenti di tortura, da bastoni leggeri, cioè la pena leggera, bastonate con bambù leggero, a determinati strumenti per torcere le dita, ma non si deve credere che la tortura fosse di uso comune, perché come abbiamo detto prima il suo operato era fortemente controllato dagli organi superiori, quindi se avesse estorto una confessione diciamo ingiusta ne avrebbe risposto anche fisicamente, ecco.
Il caso criminale, un piccolo accenno sulla visione, che cos'è una disputa, che cos'è un crimine nella visione, nel concetto tradizionale della Cina tradizionale, appunto antica, è un carattere, che è un termine che ritroviamo all'interno di uno dei classici confuciani, è questo qua, yu. Se guardate la significazione grafica di questo carattere è molto interessante, perché sono due belve e in mezzo c'è la parola, quindi sono due belve che ringhiano l'una contro l'altra, e quindi va da sé che il conflitto era visto di per sé come una cosa immorale, quindi chi sporgeva denuncia, anche se aveva subito un sopruso, stava facendo un atto immorale, metteva in disordine la società, e di fatto un distretto amministrativo, un distretto con troppi casi giudiziari era giudicato un distretto in disordine, quindi il magistrato non era proprio ben visto. Ecco, qui ho estratto un pezzo di una opera una opera biografica di un magistrato del XVII secolo, dove appunto si ha un'idea di che cosa era una disputa, di come era considerata la disputa alla sua epoca, nel XVII secolo, però diciamo è la visione tradizionale a partire più o meno dal III secolo d.C. Il magistrato puro, ecco, questo è un personaggio che compare non solo addirittura sui bronzi, c'è qualche accenno a questo comportamento esemplare del magistrato, come doveva comportarsi esemplarmente. Ecco, qui il discorso è complesso e lungo, però ho dato qualche elemento che un magistrato esemplare doveva appunto utilizzare sì gli strumenti della legge, quindi basarsi sì sul codice penale, ma doveva essere in grado di stemperare. Questo è un termine usato da Dong Zhongshu, che è un pensatore abbastanza importante del secondo secolo della Cina degli Han, destemperare la legge con la morale, cioè ovvero doveva essere in grado di saper utilizzare lo strumento della legge a seconda del caso, a seconda di chi aveva davanti, e quindi non la legge diciamo utilizzata senza uguale per tutti, diremmo. Un altro diciamo delle caratteristiche di questo magistrato puro doveva essere, dopo lo spiego meglio, saper compiere il volere del cielo, quindi ora spieghiamo come mai. Questo è un argomento che mi è stato richiesto e sono molto contenta di doverlo presentare. Questa illustrazione non è stata messa lì a caso, ma si tratta di un racconto di epoca Tang, quindi siamo nell'8° secolo, e come vedete, non so se si vede, la condannata, l'imputata, sta per essere condannata a morte, le stanno per tagliare la testa. Ecco, questa ragazza è stata accusata ingiustamente, quindi poco prima di morire lei annuncia che si verificheranno 3 eventi soprannaturali che annunceranno il fatto che la sua è un'esecuzione ingiusta. Andiamo a vedere per quale motivo si verificheranno questi eventi soprannaturali, e perché il soprannaturale nella letteratura di crimine ha una funzione peculiare, ovvero comunica al mondo, in particolare al magistrato che è in grado moralmente, come dicevamo prima, di saperli cogliere questi elementi, l'avvenuta ingiustizia, cioè comunica che qualcosa sta andando male, che qualcosa non va. E come lo comunica? Lo comunica attraverso vari codici. Uno è il codice appunto dei fenomeni atmosferici anomali, come un colpo di vento improvviso che magari fa cadere il cappello del magistrato e lo fa arrivare sul luogo di un delitto, insomma dove è sepolto un cadavere ingiustamente oppure al quale non è stata fatta giustizia. O il cielo si oscura improvvisamente, ecco, tutti questi elementi, o la neve ad agosto, oppure attraverso i sogni, comunica attraverso un linguaggio in codice il nome dell'assassino, o il fantasma ingiustamente non vendicato appare direttamente al magistrato, e quindi attraverso il canale della giustizia umana
il cielo comunica attraverso questo codice soprannaturale che è in disordine. Ecco, questa visione del soprannaturale è fortemente radicata nella visione del mondo cinese, dove abbiamo una natura organica, un universo organico che comprende tutte le manifestazioni dell'essere, dal cielo all'uomo al mondo ultraterreno, e quindi essendo organicamente connessi l'uno all'altro, se il crimine porta disordine nella società, scombussola anche il cielo, ed è per questo che appunto si verificano venti e quant'altro. Adesso arriviamo, spero, se vi annoio interrompetemi per favore, questo è l'oggetto della mia ricerca, questi racconti di crimine che ho individuato in questi generi letterari nella narrativa in cinese classico. In particolare mi voglio soffermare sulla narrativa dell'epoca Tang, che diciamo siamo intorno all'8-9 secolo d.C. È un'epoca in cui nasce la narrativa e sono sostanzialmente questi racconti di crimine sono basati su un crimine, sono autobiografici. Ecco, bisogna pensare che questi Chuanzi, che è il genere letterario preso in considerazione, erano dei componimenti in lingua classica scritti dagli stessi letterati, funzionari, nonché i nostri amici magistrati, e quindi il racconto di crimine non solo era il Chuanzi che girava tra i letterati, non solo era un'occasione per poter far bella mostra della propria abilità letteraria, ma anche, essendo basati su loro stesso, cioè il protagonista, chi scioglieva l'enigma era il magistrato stesso, poteva far bella mostra delle sue abilità di funzionario, no? Di magistrato. Tant'è vero che a partire dal VI secolo le materie giuridiche sono incluse nelle materie di reclutamento, negli esami, nelle materie di reclutamento dei funzionari statali. Quindi possiamo immaginare che fosse una bella occasione. Ecco, passiamo alla letteratura in vernacolo. Questi sono i generi letterari che ho individuato. E passo direttamente a citare per la prima volta in epoca Song, quindi siamo X, XI, XII secolo, X, XI, XII secolo. Ecco, in quest'epoca per la prima volta si ha testimonianza di un genere letterario basato sui casi letterari, incentrato sui casi letterari. Ecco, questa è un'opera, questa è più attendibile di quella di Nai Dewen. È solitamente citata questa. Ecco, questa è un'opera che descrive la vita dei cantastorie, diciamo la vita di città di Hangzhou, che è la capitale di questa dinastia, e appunto tra le storie orali dei cantastorie cita appunto le storie di casi giudiziari. Quindi qui si può parlare proprio di genere letterario. Ecco, vado avanti perché non so come sono con gli orari. Interrompetemi. Ok. Ecco, non abbiamo purtroppo nessuna testimonianza scritta ovviamente di questa narrativa orale, ma già in quell'epoca, quando la stampa a caratteri mobili si cominciava a affermare, sviluppare, diciamo, nascere e sviluppare, vengono pubblicati questi racconti dei cantastorie, prima i canovacci e poi proprio in epoca successiva proprio racconti basati, diciamo, che imitavano la narrativa orale dei cantastorie. Ecco, questi racconti avevano delle tecniche particolari che ci tengo a enumerare. Ecco, non si tratta più di narrazioni in prima persona, ma narrazioni da un narratore. Questo narratore sostituisce il cantastorie sostanzialmente, quindi dialoga con il lettore, dà degli elementi dell'assassino, non dell'assassino, ma dà degli elementi della storia successiva, quindi tiene alta la suspense del racconto, eccetera, eccetera.
Queste sono delle tecniche di questo genere di narrativa, quindi abbiamo detto tecniche ad incastro. Voglio soffermarmi un attimo sulla suspense. Ecco, solitamente si dice che i racconti di crimine cinese non hanno suspense. E lo stesso Van Gulik, nella sua prefazione alla traduzione di un romanzo lungo del fine 1800, disse proprio che i racconti di crimine cinese non avevano suspense. Per quale motivo? Perché invece di essere ribaltata la storia, la famosa seconda storia di cui parla Todorov, invece di essere ribaltata, la storia viene raccontata secondo gli eventi in cui è avvenuta. Quindi abbiamo detto assassinio, chi l'ha commesso e tutte le cose secondo gli eventi. Ma in verità l'elemento della suspense è proprio caratteristico di questo genere letterario, perché bisogna pensare che questo genere letterario è basato, è a imitazione della narrativa orale, quindi i cantastorie, se non tenevano alta la suspense, il pubblico si disperdeva e quindi niente più pane da portare a casa, e quindi l'elemento di suspense è molto presente, anzi direi che è una delle caratteristiche, però la suspense è diversa, la curiosità del lettore, quella che Todorov chiama curiosità, è stimolata diversamente. Come veniva stimolata? Intanto ci sono tanti racconti di crimine che vengono raccontati e la fine del racconto viene spostata, ovvero il momento in cui la persona che è stata ingiustamente accusata di un crimine, perché la costruzione generica è questa, ovvero si ha un crimine, qualcuno viene ingiustamente accusato e il magistrato poco a poco deve scoprire il vero criminale. Ecco, questo è l'elemento di suspense che tiene il lettore attaccato ai libri, a questo tipo di racconti. Le storie sono incatenate ed essendo incatenate la fine di ogni racconto viene spostata alla fine, quindi abbiamo una suspense tripla, quadrupla e quanto chi più ne ha più ne metta. Ecco, questo è il magistrato puro più famoso non solo della letteratura cinese ma anche della storia cinese. Come vedete, non so se si vede dall'immagine, ha una piccola luna sulla fronte. Ecco, questa luna è l'elemento di comunicazione con questo soprannaturale. Appena si verifica, lui passa magari a cavallo in una regione, appena si verifica in un'ingiustizia, gli fa male questa luna e sa che qualcosa è andato male, oppure anche lui viene sollecitato da vento e quant'altro. Questo è il famoso cappello che casca sempre quando succede un'ingiustizia. È un personaggio storico. Si dice che sia stato incorruttibile e particolarmente vicino al popolo. Abbiamo visto che è un elemento fondamentale tra gli ideali di buon magistrato nella Cina imperiale. Questo è un pezzo che ho tradotto dalla sua biografia. Proprio biografia storica, queste sono le cronache storiche, siamo sempre qui, siamo nell'epoca successiva perché ogni dinastia scriveva la storia della dinastia precedente, quindi XIII secolo. Questa è insomma la sua personalità secondo la storia e anche una modalità di caso criminale dove si può vedere che era particolarmente astuto in vita. Nella letteratura in vernacolo è particolarmente famoso perché diventa protagonista all'incirca nel XVI secolo di un genere letterario assolutamente commerciale ad opera degli stessi editori. Abbiamo un boom del romanzo giallo, se vogliamo, del racconto giallo nella Cina del XVI secolo, tutti li volevano comprare e quindi abbiamo molte pubblicazioni e il magistrato Bao diventa il magistrato più famoso e più amato da tutti i lettori tutt'oggi. Qui vado avanti un pochino, vorrei arrivare proprio per il nostro moderatore, vorrei arrivare all'ultima epoca imperiale, poi abbandono, all'ultima epoca imperiale cinese, che è l'epoca Qing, diciamo dal XVII al XX secolo, e qui il racconto di crimine in lingua vernacolare si allunga e abbiamo dei romanzi lunghi anche in più di 100 capitoli, ebbene sì.
E questi romanzi lunghi, come i racconti di qui sopra, hanno come protagonista un magistrato, ma la cosa interessante è che all'incirca a metà del XVIII secolo questo genere letterario dei magistrati e dei casi giudiziari si fonde con il genere che chiamo io cavalleresco, diciamo di avventura. Non so se avete visto tutti quei film tipo La tigre e il dragone con tutti questi che volano. Ecco, questo è, in versione cinematografica, è un genere anche quello tradizionale della narrativa popolare cinese. Ecco, si fonde con questo genere narrativo, ma la cosa interessante è che questi criminali che sono protagonisti di questo genere di avventura sono moralmente ineccepibili, però sono criminali, sono dalla parte dei criminali, combattono la corruzione dentro le istituzioni. Ecco, in questo genere narrativo si mettono al servizio del magistrato e noi conosciamo il nostro Van Gulik, che ha tradotto metà di un romanzo di crimine che dico anche è proprio di questo genere. Ecco, però in questa traduzione Van Gulik volutamente, vi invito a leggere l'articolo citato sotto mio, volutamente adatta il genere di crimine cinese al nostro racconto giallo. E come fa? Ne taglia una parte, ne taglia la metà, e in quest'altra metà era visibile una protesta politica da parte dell'autore molto evidente contro il governo di Cixi. Siamo appunto nel XIX secolo, la Cina ha già vissuto 2 guerre dell'oppio, la dirigenza mancese che a quel tempo governava la Cina non stava facendo bene il suo lavoro, almeno secondo questo autore, quindi la critica politica e sociale è molto evidente ed è il movente di questo racconto. Quindi abbiamo Van Gulik fa un'operazione di marketing, diciamo, molto interessante, e io avrei finito, diciamo. Sì. Grazie Lavinia. Ci sarebbero tante cose da approfondire, casomai lo facciamo in un secondo momento, perché credo ci siano 2 aspetti molto interessanti da riprendere eventualmente. Uno è il rapporto fra la figura del magistrato e il confucianesimo. E la seconda è la diversità, diciamo, più grossa fra quella che è la tradizione giallistica cinese e quella occidentale, è che nella giallistica cinese si sa subito, come diceva Lavinia, chi è l'assassino e come l'ha commesso. E la suspense che tiene legato il lettore è la partita a scacchi che viene giocata fra l'indagatore e il colpevole per vedere come uno cerca di incastrare l'altro e l'altro i meccanismi che mette in atto per evitare di essere acchiappato. L'altra cosa interessante della tradizione giallistica cinese è il numero di personaggi. In molti testi di questa tradizione c'è un elenco di personaggi che sembrano i nostri libretti d'opera, perché sono tantissimi, mentre nella tradizione occidentale sono molto meno. Comunque, casomai, riprendiamo il discorso. Vorrei invitare allora Claudio Palmigiano a parlare con noi, che ci parlerà del giallo inglese, Quando tutto ebbe inizio. Io ho in mente una data, che è il 1887, ammesso che sia vera, cioè la pubblicazione del primo libro di Sherlock Holmes. No, non lo so. Intanto una cosa che ho appreso, poi lo vedremo dal discorso di Lavinia, lo diciamo quando tornerà, che in Cina c'è una stagionalità per i crimini, perché una frase che ho letto è: le esecuzioni capitali sono in autunno, quindi i criminali che non sono dei deficienti commetteranno i loro delitti a partire dal 22 dicembre, in modo che un anno se lo salvano, anche se vengono beccati un anno in più se lo guadagnano.
Questo vi fa capire che la mia figura sarà completamente diversa da quella degli altri. Io sono un po' un infiltrato, un ultras in mezzo a tanti docenti, un appassionato, un interessato, ma appunto quale lettore, non come addetto ai lavori. Per ricollegarmi a quanto è stato appena detto, partirei addirittura ancora più indietro e ad una presentazione qualche giorno fa in una libreria di Milano, un giallista milanese che si chiama Ferdinando Pastori presentava un suo nuovo libro. Il libro si doveva intitolare Un giorno a Milano e l'editore però gli disse: è un titolo troppo generico, fra l'altro questo romanzo parla di una storia di delitti, di crimini di finanza anche nel mondo dei club privé, quindi molto torbida, in cui sono coinvolti due fratelli. E allora l'editore dice: mettiamoci un nome, qualcosa che abbia maggior appeal sul pubblico. Il titolo fu cambiato nel Vizio di Caino e Ferdinando Pastori spiegò perché quello di Caino perché Caino è il primo omicida della storia. E lui aggiunse: la soluzione era facile, i personaggi erano troppo pochi, il colpevole si scoprì abbastanza in fretta. Però questo fa capire come, se ci limitiamo a un discorso di crimini, potremmo andare veramente a ritroso e in qualsiasi periodo storico. Se infatti Adamo ed Eva, la mela e il serpente più un fantasy, da Caino abbiamo sicuramente qualcosa che può essere considerato a suo modo noir. Ma quanti crimini sono contenuti nella Bibbia? Un potenziale giallo straordinario è l'Edipo Re di Sofocle, una storia dai risvolti sconvolgenti e imprevisti. Nella Divina Commedia c'è un elenco di crimini di ogni tipo e una bellissima storia con un cattivo, con i suoi collaboratori, con delle storie collaterali molto scabrose, e Promessi Sposi, la Monaca di Monza, Don Rodrigo, i Bravi, c'è tutto. Ma come diceva il nostro moderatore, il romanzo giallo diventa giallo nel momento in cui l'elemento centrale diventa il delitto, il mistero, l'indagine professionale, la scoperta del colpevole. Questa è la materia esclusiva. Arrivando all'inizio vero e proprio, anche secondo me la data giusta, e in questo la perfida Albione probabilmente un po' è risentita, si parte da Edgar Allan Poe. Non ne parlerò perché ne parlerà il professor Cagliero, ma in effetti il 1841 con Auguste Dupin, il suo scimmione, Gli assassini della Rue Morgue, è considerato, secondo una ricostruzione abbastanza attendibile, come l'inizio della storia del giallo, della detective story, chiamatela come volete. E neanche in Europa però gli inglesi sono stati i primi, perché nel 1863 Émile Gaboriau pubblica, quindi un francese prima di un inglese, pubblica puntate sul quotidiano Le Pays, l'affaire Le Rouge. Porca miseria. Ora il professore parlerà di giallo italiano di Mastriani. Quali sono quindi le caratteristiche? Con Poe e Gaboriau nascono altri due personaggi chiave del racconto poliziesco: il detective dilettante, non dilettante, comunque il detective, chiamiamolo privato, Dupin per Tabaret, Monsieur Lecoq per quanto riguarda Gaboriau, e il commissario di polizia. E il primo, su cui siamo d'accordo, primo inglese viene considerato Wilkie Collins con Moonstone o Pietra lunare, anche chiamato il diamante indiano, 1868,
Ho fatto anche uno sceneggiato in TV in Italia una trentina d'anni fa. Il giallo classico, che è il primo dei 4 che sono stati descritti, quello del Whodunit, pensavo, le mie saranno solo riflessioni qua e là, in cosa si differenzia da quello che verrà dopo, quindi per esempio dalla Hard Boiled School. E al di là di elementi che tutti conosciamo, vorrei farvi considerare 2 aspetti. Il primo, il delitto nel giallo classico è fondamentalmente un corpo estraneo rispetto alla società. Cioè gli accadimenti riguardano solo i protagonisti, il resto della società lo guarda come qualcosa di curioso, di interessante, ma che non li coinvolge, che è limitato ai soggetti che fanno parte di quella storia. Pian piano invece, appunto arriveremo all'Hard Boiled School, il giallo diverrà sempre più uno specchio dei tempi, un modo di esemplificare con sempre maggior realismo e crudezza la società in cui viviamo. Il delitto coinvolge l'intera società, si arriverà ad un vero e proprio giallo sociale, una radiografia di un mondo in cui la violenza è dappertutto e in cui si arriverà alla denuncia del marciume sempre di più. Un altro aspetto, forse ancor meno sottolineato, è il ruolo dell'investigatore che nel giallo classico è perfettamente inserito nella società dei suoi tempi. Pensate a Poirot. Poirot molto spesso non viene incaricato da qualcuno di svolgere delle indagini, si trova sul posto perché vive in quel mondo dorato, è un mondo ancora abbastanza isolato, un mondo di nobili, di gente ricca, la posizione di Poirot è quella di una persona che, pur diversa, fa parte di quel mondo. E c'è molto rispetto, quindi sia da parte della società che lo circonda, ma anche da parte dello scrittore stesso. Mentre successivamente, con appunto Raymond Chandler, Dashiell Hammett, l'investigatore cambia totalmente registro e spesso ai margini della società. Pensate appunto a Marlowe, ha un ufficetto, non ha mai un soldo, spesso ha problemi di dipendenze da alcol o droghe. E un altro mondo che l'investigatore così affascinante come poteva essere quello del giallo classico pian pianino sparisce o si modifica. E facciamo appunto qualche esempio, appunto Sam Spade di Dashiell Hammett, che nel Mistero del Falco è interpretato da Raymond Chandler, il vero primo film noir, la prima regia di John Huston nel 1941 con Humphrey Bogart, che tornerà interpretando anche Philip Marlowe, l'investigatore privato di Raymond Chandler nel Grande Sonno del 1946. Marlowe che poi sarà interpretato anche da Elliot Gould nel Lungo Addio e Robert Mitchum, come veniva prima ricordato. Questi sono secondo me elementi che distinguono i 2 periodi. Vorrei fare qualche notazione, intrattenermi adesso sui 2 scrittori più importanti, quelli più significativi del giallo classico inglese, quindi non è tutto nato da lì, è nato prima, è partito con Allan Poe, poi in Francia con questa parentesi napoletana, e si arriva al giallo inglese. Abbiamo detto Wilkie Collins, poi ci sarà anche in questi anni Chesterton con Padre Brown, ma i 2 nomi più importanti, il primo dell'800 e l'altro del Novecento, devono essere considerati Arthur Conan Doyle e Agatha Christie, con un trattamento però diverso secondo me, non in parte diverso e immeritatamente. Partiamo da Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle era un giovane medico, aveva aperto un ambulatorio, lui viene da studi all'Università di Edimburgo, apre un ambulatorio in un sobborgo povero di Portsmouth. Non a caso ricordiamo che Sherlock Holmes mostrerà competenze specifiche in campo medico e
traendo ispirazione proprio da un professore di Arthur Conan Doyle, il professor Bell dell'Università di Edimburgo, e da lì nacque l'intuizione di trasferire il metodo dell'osservazione e della deduzione per trovare una soluzione ai delitti. 1887, il primo di Arthur Conan Doyle scrive solo 4 romanzi in tutta la sua vita, oltre a 56 racconti. È uno studio in rosso, anche questo su una rivista, si chiama Beaton's Christmas Annual. Ricordo che allora non c'era questa attenzione inizialmente per la letteratura gialla, che partiva sempre da pubblicazioni su riviste, su quotidiani, e poi eventualmente aveva una trasformazione in libro. Uno studio in rosso non ha particolare successo, però 3 anni dopo, con il secondo romanzo, Il segno dei 4, pubblicato su un'altra rivista americana, Lippincott Magazine, il successo è clamoroso. Il segno dei 4 è il boom letterario dell'anno, sia in America che in Inghilterra, e da lì parte questa epopea, ripeto, fatta però di solo altri 2 romanzi, Il mastino di Baskerville e La valle della paura, e da 59 racconti. Allora, Sherlock Holmes è tuttora considerato un personaggio attuale, moderno, amato, studiato, e addirittura letterariamente continua ad essere sviluppato. Vorrei conoscere meglio da legale l'aspetto dei diritti, però a quanto pare la situazione è stata risolta dagli eredi con molte concessioni pur di arrotondare, perché chiunque ha scritto romanzi di Sherlock Holmes. Vi posso dire, tuttora al 221B di Baker Street c'è la Sherlock Holmes Society, alla fermata di Baker Street alla metropolitana di Londra c'è la statua di Sherlock Holmes, e di Sherlock Holmes hanno continuato, dicevo, a scrivere moltissimi autori. Forse il migliore è stato il primo, Nicholas Meyer, che scrisse Soluzione 7%, ricordando anche una certa dipendenza di Sherlock Holmes, ma poi ce ne sono tantissimi che neanche particolarmente conosciuti, un francese di Algeri, René Rouvin, John Watson, che ha scritto 30 Duke Street, e tuttora oggi, se andate nelle edicole, c'è una collana collaterale del giallo Mondadori che si chiama Sherlock, e vari autori si dilettano di scrivere Sherlock Holmes che si rivolterà nella tomba che non ha. E anche per quanto riguarda il cinema, è un personaggio attualissimo, Sherlock Holmes. Continuano a uscire film ambientati oggi, lui che fa film di azione straordinari. Addirittura c'è una serie in questo momento in televisione che si chiama Elementary, in cui Watson è una donna, Lucy Liu, quindi variazioni di ogni tipo. Fra l'altro, tra i grandi meriti e le grandi novità di Sherlock Holmes è quello che è stato prima da qualcuno citato, il fatto di far morire e poi rinascere il personaggio. E prima volta nella storia della letteratura, cosa succede? Nell'ultima avventura delle memorie di Sherlock Holmes, che è un volume di racconti, questo racconto si chiamava Il problema finale, Sherlock Holmes muore, quantomeno non se ne sa più nulla, precipitando in un abisso presso le cascate di Reichenbach in Svizzera, spinto dal suo nemico storico Moriarty. Ma nel ritorno di Sherlock Holmes, Sherlock Holmes ritorna vivo e vegeto. Questo perché? Perché per la prima volta ci fu una sollevazione da parte dei lettori che scrissero all'editore dicendo: questo personaggio ci piace troppo, convincete lo scrittore a trovare il modo di farlo rivivere. Secondo me Conan Doyle, anche lui abbastanza furbetto, lo ha fatto cadere in una cascata per cui può dire nessuno ha visto più niente, morto non era morto. E questa è una costante che poi è stata ripresa anche, un elemento che è stato ripreso da Stephen King, se ricorderete, con quel meraviglioso romanzo e poi il magnifico film con Kathy Bates come protagonista, che si chiama Misery non deve morire, in cui in un magnifico paesaggio innevato americano questa pazza innamorata del proprio personaggio che è Misery rapisce
lo scrittore per convincerlo a non far morire Misery, che invece era annunciata già come scomparsa. Poi ci sono tante storie, quel film drammatico strano di Jerry Lewis, Re per una notte, in cui rapisce il suo autore preferito, insomma. E queste cose sono state riprese. Misery nel morire secondo me è bellissimo, ma tutto nasce da Conan Doyle, da questo suo essere stato portato in trionfo dai suoi lettori. Quindi un autore ancora oggi considerato assolutamente attuale, al passo con i tempi, letto, riscritto. Per Agatha Christie la storia è diversa. Secondo me qui torniamo sempre al solito discorso che si voglia o non si voglia, questa è ancora una società dominata dai maschi. E quindi Agatha Christie, che ha scritto delle storie, alcune secondo me innovative come poche, è considerata molto più datata di quanto non sia Arthur Conan Doyle. Agatha Christie è un editor key del 1990, ma è un po' un misto, perché il padre americano, un po' come si usava allora, dapprima effettua studi privati in casa, poi si trasferisce a Parigi dove studia piano e bel canto, sino al matrimonio con Archibald Christie. Questo sarà un altro argomento che non era nel 1914. Per darvi un'idea di quando scrive Agatha Christie, d'accordo, prima per esempio c'era stato Emily Dickinson, ma che non era mai uscita di casa, quindi un altro personaggio abbastanza strano, fino al 1928 in Inghilterra le donne non hanno neppure il diritto di voto. Non so se ricordate il balletto di Mary Poppins, Suffragette a noi, in cui sempre però dall'alto, dalla classe borghese più opulenta, si cerca di protestare per arrivare a questo voto. Ecco, Agatha Christie scrive letteratura gialla, che era assolutamente patrimonio del mondo maschile, quando ancora le donne non avevano neanche diritto di voto, perché nel 1920 esce Poirot a Styles Court, che è il suo primo romanzo. Prima di sottolineare qualche aspetto appunto di qualche romanzo, per farvi capire la modernità, le intuizioni di Agatha Christie, ricordiamo i personaggi. Nei confronti di Poirot c'è molta ironia, non c'è dubbio che ci sia molta ironia. Pensate al personaggio piccoletto in un paese che amava le persone alte, un belga rifugiato dopo la Grande Guerra, quindi non certo amatissimo neanche da questo punto di vista, baffi insoliti, questa testa d'uovo legata alla calvizie, meticoloso nel vestire, però sfiorando spesso il ridicolo con le sue scarpe di vernice, questo modo di camminare a passettini, questo incedere molto strano. Ma ciò che conta è quello che viene ripetuto all'infinito, queste sue cellule grigie che gli permettono di risolvere casi nei quali in partenza i sospettati sono sempre numerosi. Miss Marple è un personaggio, se volete, ancora più insolito, una vecchietta di un paesino che fa parte di un mondo in cui non vengono in mente indagini demandate ad un personaggio femminile, tanto più ad una vecchietta di St. Mary Mead. Anche lei è un personaggio che verrà chiaramente rivisitato, perché mi sembra molto chiaro che in Murder, She Wrote, la signora in giallo è esattamente Miss Marple adeguata ai tempi. Lei è americana, cittadina di Cabot Cove, e fra l'altro, guarda caso, Angela Lansbury, che si è guadagnato 4 generazioni per 4 generazioni alla famiglia Posto, con quello che ha guadagnato con la signora in giallo, è una delle attrici che interpretò Miss Marple in Assassino allo specchio. 3 romanzi per farvi capire la modernità, le particolarità di Agatha Christie, ricordando sempre che secondo me un autore deve essere anche contestualizzato. Sopra la Galleria d'Arte Moderna a Torino c'è una frase, un neon, che dice tutta l'arte contemporanea. È vero, oggi un'opera ci sembra datata, ma ricordiamo che gli impressionisti erano visti come dei barbari, per cui quello che ha fatto allora Agatha Christie è dello straordinario. Primo caso, 1926, l'assassinio di Roger Ackroyd,
Il colpevole, il dottor Shepard, per chi non l'ha letto, scusate se vi dico il nome già del colpevole, pazienza, e narra in prima persona gli avvenimenti con Poirot che pian pianino scagiona tutti i sospettati arrivando alla soluzione, e a quel punto scopriamo che il narratore è il colpevole. Magnifico. Poi qualche decennio, ma anche di più, prima dell'ispettore Callaghan o del giustiziere della notte, noi abbiamo il singolo giustiziere e la giustizia sociale di gruppo. Arriva prima questa, 1933, assassinio sull'Orient Express. Sul treno viene trovato morto, colpito da 12 pugnalate, un uomo che si scoprirà essere un certo Cassetti. Ovviamente se non mettono un nome italiano non sono contenti, noi siamo sempre i peggio. Un assassino in fuga per aver rapito e ucciso Daisy, una bambina. Pensate agli anni, il romanzo si ispira in modo neanche troppo velato al rapimento e all'uccisione del figlioletto di Charles Lindbergh, che era venuto esattamente l'anno prima. Al termine delle indagini, qui ci sarà un altro aspetto clamoroso che adesso vediamo, Poirot propone due soluzioni. La prima, più semplice, è che uno sconosciuto, travestito da dipendente delle ferrovie, sia entrato nello scompartimento ed abbia ucciso Cassetti. La seconda è geniale e complessa, che ovviamente è quella giusta, prevede che ogni pugnalata sia stata inferta da una mano diversa, da 12 diverse persone, in realtà 11 più un controllore, tutte in qualche modo coinvolte emotivamente dall'uccisione di Daisy, per rapporti di parentela, rapporti di amicizia di qualsiasi tipo. E mi sembra davvero, ripeto, 1933, qualcosa di straordinario, di modernissimo, quasi scandaloso, perché alla fine Poirot opta per la prima tesi. I 12 colpevoli rappresentano una sorta di giuria che ha emesso ed eseguito la sua sentenza nei confronti dell'assassino della bambina. E quindi è anche un caso, ripeto, molto lontano nei tempi, di giustizia sommaria, ma che viene ritenuta come giustizia. Questo, ripeto, 1933. 1939, romanzo più famoso, il più venduto, uno dei pochi senza un personaggio chiave come sono appunto Poirot e Miss Marple, 110 milioni di copie vendute, non so, quasi come tutti i gialli venduti in un anno adesso, forse anche di più. Comunque il giallo più venduto di sempre, ovviamente 10 piccoli indiani. L'assassino, che anche qui, guardate come nulla è casuale, è un giudice di professione e che, cerco di semplificare, lascerà una lettera trovata una bottiglia in mezzo al mare per giustificare quanto accaduto, perché questo personaggio, che non si sa chi sia, perché è una lettera anonima, invita una serie di persone in una villa su un'isola. E queste persone troveranno la morte una alla volta. Qual è la ragione di queste morti? Perché queste persone tra loro non si conoscono, non hanno nulla in comune, tranne un aspetto della loro vita, quello di essere riusciti a scampare da un'accusa di omicidio che gravava su di loro, da ognuno un'accusa di omicidio diversa dall'altra. Quindi, anche qui, oggi quando vediamo degli episodi in cui qualcuno si fa giustizia, pensate a Dexter, ecco. Dexter, che secondo me è uno dei telefilm più belli di sempre, parla però di una sorta di giustiziere della notte che interviene nel momento in cui l'assassino l'ha fatta franca. Nel 1939 Agatha Christie porta questi 10 personaggi su un'isola, li fa morire, fra l'altro uno di questi è appunto il giudice che sembra morto ma poi torna in vita per ammazzare l'ultimo personaggio, e questa è un'altra storia che mostra la modernità di un personaggio che quindi per me del tutto ingiustamente ha una valutazione sempre di ovviamente grandissima scrittrice, ma diversa da quella di Sherlock Holmes, che continua a vivere. Fra l'altro, a completare questo quadro di
modernità rispetto ai suoi tempi di Agatha Christie, ricordiamo anche un particolare della sua vita. Un risvolto romanzesco che quindi è in evidente contrasto con l'immagine sin troppo tradizionalista che le è stata attribuita. 1926, il vecchio Archibald Christie chiede il divorzio. Agatha Christie sparisce, viene ritrovata dopo una decina di giorni, nessuno saprà mai dove era andata, cosa aveva fatto in quei 10 giorni, in una località termale che si chiama Harrogate, dove, fra l'altro, era registrata col nome dell'amante del marito. Le vere ragioni non si sapranno mai, si parlò di amnesia, ma addirittura, secondo un suo biografo, come confermato dal fatto che utilizzasse il nome dell'amante del marito, un tentativo di sparire facendo incolpare il marito fedifrago di omicidio e occultamento del cadavere della moglie. Insomma, lunga vita ad Agatha Christie e in questo senso anche ad un certo giallo classico. Io faccio una brevissima digressione, prima di chiudere, che va oltre, se ho un minuto di tempo, per dire come anche in periodi di crisi la letteratura gialla sia invece esplosa con mio grande piacere. Ovviamente non dirò nulla sulla letteratura gialla italiana perché c'è chi lo farà tra poco, però se voi pensate che noi leggevamo solamente autori inglesi, come appunto quelli che conosciamo, autori americani, anche nel giallo classico ci sono autori americani come Van Dyne con Philo Vance, amante dell'arte, poi appunto poi arriviamo all'Art Boys School e poi si va avanti con tutti gli autori successivi, la letteratura noir americana sterminata. Poi avevamo Simenon, Maigret e da Scerbanenko, direi come interesse vero profondo, tanti nomi della letteratura italiana. Di la letteratura che noi leggiamo, letteratura gialla, viene da tutta Europa e dal resto del mondo. Di letteratura cinese si parlerà tantissimo, ci sono autori giapponesi, ci sono autori importanti indiani come Vikas Varup, che è l'autore del Millionaire, quello di Danny Boyle che ha vinto 8 Oscar, che ha scritto I 6 sospetti, Apprendista per caso, 2 splendidi romanzi. C'è Anita Anair che ha scritto La ferocia del cuore. E in Europa ci arrivano romanzi gialli da ogni paese. Il caso letterario della stagione 2012-2013 è un giallo letterario assoluto, è un giallo scritto da uno svizzero. Non c'è più solo Federer, come scriverà anche Nicola Dalti nel suo romanzo, ma c'è anche Joël Dicker, con La verità sul caso Henri Weber, che è stato un caso incredibile. Ci sono autori greci come Petros Markaris, col commissario Kostas Karitos, che è considerato il fratello greco di Maigret. Ci sono autori spagnoli, Alice Giménez Bartlett con Pedra Delicado, l'ispettore della polizia di Barcellona, assieme al suo vice Garzon. In Germania c'è per esempio Wolf Dorn con la psichiatra Ellen Roth. E poi c'è il fenomeno dei fenomeni, che è la Scandinavia. Scandinavia con scrittori dall'Islanda, Arnaldur Indridason in Guanda avrà pubblicato almeno una decina di romanzi, Elsebeth Egholm e Jussi Adler Olsen dalla Danimarca, John Esbo, un grande scrittore dalla Norvegia, e vabbè, la Svezia è diventato un fenomeno a parte, lo era con Henning Mankell, con Kurt Wallander, la straordinaria trilogia di Stieg Larsson la conosciamo tutti, con Michael Blomqvist, il personaggio più fuori di testa di tutti, altro che Marlowe, la hacker Lisbeth Salander. Marsiglio ha creato una collana che si chiama Giallo Svezia, cioè solamente quindi una casa editrice importante, con autori come Camilla Läckberg, di cui sono già usciti 8 romanzi, F, il canale tematico di Feltrinelli, ha presentato anche i film. E proprio la settimana scorsa un altro esordio molto atteso, quello di Carl Johan Wallgren col bambino Ombra e il personaggio di Danny Katz, che anche lui, perché sono così oggi gli investigatori, ex interprete, traduttore, programmatore di software, ex tossicodipendente. Ecco, questo è quello che oggi il territorio del giallo. C'è
territorio senza confini, un'attenzione, una passione che possiamo dire che è partita dal giallo classico e che ha coinvolto un po' tutti i paesi del mondo. Quindi si può essere ottimisti e credere che anche in un momento di crisi letteraria, di minor numero di lettori, di librerie che chiudono, di editori coraggiosi che vanno avanti, ci sarà ancora molto spazio per la letteratura gialla. Era un finale da Ultras, non poteva che essere così. Grazie. Grazie. In questo mondo anglosassone, per collegarmi un po' anche al discorso di Lavinia, c'è un'eccezione, che è il tenente Colombo. Molto cinese. Esatto, perché il tenente Colombo nasce da due compagni di college, un tale Levinson e l'altro si chiama Link, che erano appassionati di Ellery Queen. E a un certo punto decidono di creare questo personaggio. Perché è diverso? Perché il lettore o lo spettatore, visto che vediamo i telefilm, la prima cosa che legge o vede è l'assassino che compie il misfatto. Dopodiché entra in scena il tenente Colombo, che ha un buon intuito, ha capito più o meno chi è e cerca di incastrarlo. E qui torniamo a quello che dicevamo prima riguardo il giallo cinese, la partita a scacchi fra l'investigatore e chi ha commesso il misfatto. E questo credo sia l'unica eccezione nel mondo anglosassone di libri di uno scrittore e di un personaggio che invece si rapporta molto di più a quella che è la tradizione cinese. Quindi questi due ragazzi hanno ribaltato quella che era la tradizione anglosassone nella stesura del giallo, che tra l'altro, alcuni di voi lo sapranno, venne codificata nel 1929 da un certo William Knox, prete anglicano poi convertitosi al cattolicesimo, primo traduttore della Bibbia in inglese, tra l'altro, che scrisse il decalogo del perfetto scrittore di libri gialli. Non ve li sto a leggere tutti, ma c'è un punto molto particolare che va però collocato nel momento storico, che dice: in nessun libro giallo ci deve essere un personaggio cinese. Parliamo del 1929, quando in tutto il mondo anglosassone, specialmente negli Stati Uniti, e in questo Jack London era all'opposizione, diciamo, si parlava del pericolo giallo. Quindi nel decalogo dice: eliminate i cinesi dai vostri scritti. Grazie. Io avevo una domanda iniziale che riguardava lo scrittore napoletano, me l'hanno già bruciata, per cui... Duremat. Allora, abbiamo parlato tanto del mondo anglosassone e del mondo cinese, veniamo a casa nostra adesso, giusto? Bene, io volevo collegarmi alla Cina per raccontare una cosa molto curiosa che non so se tutti sanno, ma che in Italia Fruttero Lucentini, famosi per aver scritto La donna della domenica, hanno scritto anche un piccolo giallo elettorale, visto che parliamo di successo, di fortuna del giallo, un piccolo giallo elettorale intitolato Il mistero del lavandaio cinese. No, mi è venuto in mente adesso mentre, scusate perché è troppo bello poter parlare a braccio ascoltando quello che dicono gli altri, e mi è venuto in mente perché il mio professore, poi è diventato mio collega di storia romana, che si chiamava Filippo Cassola e che era napoletano, appunto, un napoletano doc, appunto, di grande scuola, era, oltre che professore di storia romana, era anche un grande cultore di gialli, e mi ricordo che lo avevo invitato a diversi seminari anche all'università, e un giorno mi aveva portato questo giallo di Fruttero Lucentini scritto per la Voce Repubblicana, in cui il mistero del lavandaio cinese, non un personaggio tipico, adesso pensavo a questo Knox, eliminati i cinesi, ma i cinesi sono un elemento molto importante anche delle parodie del giallo,
E infatti questa che vi ho detto appunto era una parodia del giallo, ed è interessante considerare l'aspetto parodia, perché la parodia naturalmente è il momento del successo di un genere letterario. Quando se ne fa la parodia vuol dire che quel genere è diventato un genere particolarmente importante. Se voi poi lo pensate come una scrittura, è brevissimo questo giallo, sarebbe da ripubblicare, Il segreto del lavandaio cinese. Com'è? Certo, io ce l'ho in fotocopia perché quella volta, ma la cosa era stata usata per la propaganda elettorale ed era pubblicata da un giornale, tra l'altro. Detto questo, vabbè, si potrebbe anche partire da quel giusto richiamo che è stato fatto prima a Mastriani, ma forse si potrebbe fare anche un richiamo più generale ad Eugène Sue e a tutta una letteratura di cui si è occupato giustamente Umberto Eco, che è la letteratura dei misteri, appunto a partire da Les Mystères de Paris, che sono all'origine di tutti quei misteri che poi sono qualcosa che confluiscono nel grande fiume anche del romanzo poliziesco. Ma se volessimo, come dire, perché qui noi un po', come dire, giochiamo forse su un equivoco tra il giallo, detective story, detective novel, quello che vogliamo, criminal roman, appunto, qui bisognerebbe parlare anche delle definizioni, e quella che forse sarebbe più giusto chiamare una letteratura dei misteri, cioè o una letteratura che parla di fatti criminali ma che non necessariamente è un racconto di fatti criminali strutturato in quel modo in cui che noi definiamo il romanzo poliziesco, o qualcosa del genere, o qualcosa di affine. Si parlerà di Poe, per cui di solito si dice Poe, poi viene Sherlock Holmes, eccetera. C'è tutta la letteratura d'avventura francese, appunto, tra l'altro è stata citata anche prima, che parla di ladri anziché di detective, eccetera. Insomma, è una specie di galassia, di forme, di aspetti, di lati e così via, di attenzione per il mondo criminale, che qualche volta si struttura di più come giallo, altre volte resta semplicemente come discorso sulla criminalità, va bene? Tra l'altro voglio dire che proprio per il caso della letteratura italiana, che sarebbe molto lungo da raccontare, scusate se sarò un po' elementare e procederò per scorciatoie, perché in realtà, mentre l'aspetto mistero, è molto e ben presente, va bene, anzi addirittura direi già Francesco Dall'Ongaro su una rivista che si chiamava La Favilla, che era considerato il conciliatore di Trieste, una rivista ancora di stampo romantico, prendendo lo spunto da Eugène Sue, scriveva la storia di un delitto passionale avvenuto tra Trieste e l'Istria e così via. Va bene, ecco, volendo si potrebbe parlare di tutte queste cose. Noi in genere però prendiamo come punto di riferimento Poe e Edgar Allan Poe, proprio perché, il rapporto tra il crimine e la detection, e l'aspetto del lavoro del detective su più fronti e con più strumenti, che può essere quello della logica, o può essere quello della psicologia, o può essere quello dell'azione e così via, il che determina naturalmente poi anche una periodizzazione molto complessa nella storia del giallo. Va bene? E diventa ancora più complessa per l'Italia, proprio perché l'Italia, in qualche modo arriva, se parte subito, con quello che è stato citato prima, per quanto riguarda proprio la storia criminale, la storia gialla, una storia strutturata, parte un po' dopo, va bene? Qui voglio dire, appunto, non riferire idee mie, ma idee che sono state sviluppate anche da altri studiosi, miei colleghi, amici. Anch'io ho collaborato a pubblicare su una rivista che ho diretto per tanti anni, Problemi si chiamava, con Giuseppe Petronio. Abbiamo pubblicato molti studi su questa preistoria del giallo italiano, che è una preistoria molto complessa, attenzione, che riguarda non soltanto tutta un'attività traduttiva, quindi Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Collins, Leroux, Ponson du Terrail, Maurice Leblanc, eccetera, eccetera, va bene, ma che riguarda poi la comparsa anche di
autori che episodicamente presentano anche dei detective, dei personaggi che hanno a che fare con questo genere, ma ancora in maniera episodica, come è il caso per esempio dei libri di Ventura Almanzi che mettono in scena un poliziotto americano. Vedete, il lato esotico poi è sempre presente per gli italiani, perché il giallo è qualcosa che appartiene... Sì, certo, va bene. E Ben Wilson, per esempio, in questo caso siamo con l'editore Bietti tra il 14 e il 20, per non parlare appunto di quella cosa che qualcuno chiama la protostoria, la preistoria, eccetera. Ci sono studiosi che usano una terminologia diversa per indicare anche dei libri importanti della letteratura italiana che in qualche modo si collegano a questo mondo, a questo genere, pur senza farne parte direttamente ed esplicitamente. Va bene, citerò i tre casi, che sono 3 casi classici. Uno è quello del Cappello del Prete di Emilio De Marchi, un altro è il caso di un racconto bellissimo del 1890 di Italo Svevo intitolato L'assassinio di Via Belpoggio, dove è ben scoperto, come dire, Dostoevskij appunto come modello, ed è un modello molto forte per questa narrativa italiana di questi anni. E poi Il segreto del nevaio del 1908 di Salvatore Farina, il grande scrittore e corrispondente di Giovanni Verga, tra l'altro, che si collega però a un altro genere ancora, vedete, perché le cose sono abbastanza complicate, a un altro genere ancora che questa mattina mi ero segnato alcune cose che bisogna dire, va bene, ogni tanto guarderò, che è il cosiddetto romanzo giudiziario. Attenzione, perché il romanzo giudiziario è un'altra di quelle categorie, noi parliamo sempre di giallo, ma in realtà, come dire, poi c'è tutta, dicevo prima, un mio collega diceva una galassia, io ho detto un arcipelago di scritture, va bene, di tipo diverso. Abbiamo usato il termine letteratura del mistero e anche Grado Giallo, per esempio, quel festival che facciamo, è un festival della letteratura del mistero che comprende il poliziesco, che comprende il thriller, l'horror, la spy story, il noir, eccetera, eccetera. Tutti questi termini sui quali bisognerebbe fermarsi partitamente per definire le singole tecniche, la suspense per il thriller, per esempio un certo procedimento per il noir che è diverso da quello del giallo, ma adesso non sto a dire, va bene, perché si sta proprio lavorando molto, come dire, su queste cose. E contemporaneamente, come dire, bisogna tener conto che invece anche nel nostro modo di parlare quotidiano, giallo poi significa tutto, qualche volta è un modo per semplificare, come dire, questa attenzione appunto, perché certo l'attenzione per esempio per i procedimenti giudiziari è una cosa che risale ancora al Seicento francese, per esempio i famosi libri intitolati Le causes célèbres, le cause celebri, appunto, come si chiamava, François Guyot de Pitaval, per esempio, che sono una... Che c'è anche in Cina, sì, certo, appunto pensavo a prima, ma vedete, questo non è un genere che poi si è fermato, perché è arrivato fino ai tempi nostri, perché queste cause celebri, certo nell'Ottocento, prima citavo Salvatore Farina, ma insomma ce ne sono anche altri, ma si arriva fino a Sciascia, perché 1912 più 1, per esempio, di Sciascia, è costruito proprio secondo il modello del romanzo giudiziario, però noi diciamo è un romanzo giallo perché Sciascia stesso appunto era uno studioso di polizieschi, di gialli, eccetera, eccetera, e li scriveva. Quindi vedete, forse bisognerebbe partire da questo, cioè per dire, anche allora, anche in Italia, come dire, c'è tutto questo lavoro di rodaggio e di sperimentazione, soprattutto pensate riviste come il Romanzo Mensile, il Corriere della Sera, eccetera, certi mensili di Treves, dell'editore Treves, pubblicavano molte traduzioni, cioè il momento di preparazione è questo. Poi ci sono questi scrittori, come citavo prima Ventura Almanzi, che si avventurano sul terreno già della detective story, va bene, italiana, e poi contemporaneamente ci sono questi scrittori come De Marchi, Svevo, eccetera, eccetera, che si avvicinano così al discorso, come dire, sul mistero visto da vari punti di vista. E poi c'è il caso del romanzo
giudiziario per confluire poi, cioè per farci dire sostanzialmente che il giallo non aveva ancora, come dire, messo radici profonde nella cultura italiana come oggi, insomma, per esempio. Anzi, scusate, avevo preso questo è una quindicina di anni fa sull'Espresso, un critico come Roberto Cotroneo, che era quello che faceva le rubriche sul Sole 24 Ore di stroncatura di libri così, che scrive un articolo intitolato Il colore del futuro e il giallo. Attenzione, per dire guardate che è quella la letteratura che tira, che porta, anzi lui dice che porta copie, che probabilmente sta cambiando anche le abitudini dei lettori e così via. Pensate, un'affermazione del genere fatta qui da lui vuol dire pure qualcosa. Saltiamo qualche anno, arriviamo al 2010, questo è un pezzo di Repubblica, va bene, il titolo è Così la BBC ha risolto il giallo e il sottotitolo è Da Sciascia a Lucarelli, l'Italia regina del noir. Ma si parla del giallo, del poliziesco, di tutte queste robe che abbiamo detto noi, messe insieme, appunto anche perché ci troviamo di fronte, come ha detto un altro grande studioso del giallo, una specie di evoluzione della specie, dove tutte queste sottospecie, potremmo dire, sottogeneri della letteratura del mistero, in qualche modo poi contribuiscono in qualche modo a formare qualcosa di nuovo che sta nascendo, che non è più quello di prima, ma è qualcosa di profondamente diverso, un lavoro di contaminazione, potremmo dire, che è tipico proprio della cultura del nostro tempo, no? Qualcuno poi tira in ballo il postmoderno, eccetera, non so quanto abbia fondamento, ma certo che la contaminazione invece dei generi, delle tecniche, delle prospettive e così via, oggi sta creando dei libri che indubbiamente sono di tipo nuovo, sono di tipo diverso, perché altrimenti saremmo ancora fermi al cosiddetto giallo enigma, al giallo a enigma o al giallo classico, eccetera, quello da cui si è partiti prima, mentre invece oggi siamo, come dire, in un mondo dove ancora esistono certe regole, perché questa letteratura, la letteratura poliziesca ancora segue, ci deve essere il morto che deve essere ben morto, come diceva quel tale, che faceva il critico d'arte ma poi scriveva gialli, va bene, di cui le famose 20 regole per scrivere un romanzo giallo. Se non è ben morto non è un giallo, va bene, e non vi ripaga neanche dei soldi che spendete per comprare un volume perché volete trovare quelle robe lì, eccetera, eccetera. Poi lui ha citato le regole di Knox, io cito quelle di Van Dyne, appunto, che era poi, come sapete, un critico d'arte che scriveva sull'American Magazine, appunto, anche di queste cose. Va bene, ma tornando allora a questo articolo, che è un articolo di De Cataldo, qui si parla di una trasmissione della BBC di Francis Welch, che andava in onda proprio allora su BBC4, appunto, e che si chiamava Italian Noir, appunto, in cui si diceva che gli italiani erano diventati dei maestri ormai nel campo del giallo, cosa assolutamente impensabile, appunto, decenni prima. Io anzi mi ricordo che negli anni 70, quando da lettore del giallo mi stavo trasformando anche in qualcuno che scriveva qualche frase sul romanzo giallo italiano, mi ricordo ancora che raccoglievo dei pezzi di giornale, mi ricordo anche Paese Sera Liberi, appunto, in una sezione che riguardava il cinema, appunto, il giallo italiano non esiste, appunto, no, cioè esiste solo come imitazione del giallo di altre tradizioni di altri paesi. Ma questo perché? Questo era autorizzato da una storia ufficiale, come dire, del giallo. Poi naturalmente c'è tutta quella cosa per cui ha perfettamente ragione, insomma, appunto, di dire questo e io forse di aggiungere quello che ho aggiunto, che la storia è molto complicata, va bene, la storia dell'arrivo a questo famoso anno 1929 in cui Arnoldo Mondadori, come dire, sull'onda del successo di questo genere, si inventa una collana che si chiama I Libri Gialli, usando questo termine giallo, non si sa perché, forse perché c'era una collana americana che aveva usato anche il giallo come yellowback, li chiamavano, appunto, ma insomma comunque giallo per distinguerlo da altri colori, per dare un'impronta. E la cosa interessante è che, a differenza di altri editori,
essendosi impossessati gli altri editori del colore giallo per indicare il poliziesco in Italia, Mondadori non ha mai fatto causa a nessuno per rivendicare, come dire, la proprietà del colore e dell'idea. Attenzione, perché anche questo è il rispetto del successo che un genere lanciato da una casa editrice aveva avuto. Già lanciato da una casa editrice, partendo appunto dalla strana morte del signor Benson, proprio di questo SS Van Dyne, che scriverà poi più tardi, che scrive in quegli anni proprio le 20 regole sul romanzo giallo. Già, ma non era romanzo italiano, perché i primi 20 numeri dei libri gialli di Mondadori sono tutti di romanzieri francesi, inglesi, americani e così via, perché il romanzo poliziesco apparteneva a un altro mondo, tutt'al più ai francesi, certamente, salvo il fatto che Simenon, per esempio, godeva di una collana da Mondadori che aveva le copertine bellissime in bianco e nero, bisognerebbe riprenderle, per cui L'ombra cinese, appunto, compare uno dei più bei libri. Sì, possiamo anche parlare, sì, no, per l'amor di Dio. Sì. Volevo arrivare. Arrivo subito, perché per me è uno dei grandi del Novecento. Certo, no, ma ho scritto... Sì. Certo. Allora stavo arrivando esattamente a questo. Perché ho detto che i primi... No, ma scusate, non era un modo per fermare delle anticipazioni che sono molto simpatiche, perché vuol dire che condividiamo queste cose che sono importanti, perché la nascita del giallo italiano è un caso proprio, perché i primi 20 numeri sono tutti di autori stranieri, e poi il 21esimo invece è di Alessandro Varaldo, attenzione, che scrive un libro intitolato Le scarpette rosse, che è un libro che è fuori dal giallo, è stato ristampato poi negli anni 70-80 da Mondadori, che faceva una collana che si chiamava Jim, Gialli Italiani Mondadori, in cui aveva recuperato diversi di questi. Però la storia è incredibile. Intanto perché c'è un regolamento, c'è una disposizione fascista che dice che in tutte le collane che pubblicavano autori stranieri dovevano contenere una certa percentuale, tra il 15 e il 20%, di libri italiani. Ora, Mondadori non li aveva questi scrittori. Il problema è questo. E allora la cosa interessante è che quando esce poi il Settebello, esce con una pagina introduttiva in cui Alessandro Varaldo racconta una cosa inverosimile che nessun grande scrittore oserebbe scrivere, perché dice: mi trovavo un giorno nell'ufficio di Mondadori, che era tutto occupato col telefono, con le segretarie, eccetera, eccetera, e aveva dei libri gialli lì davanti, e mi dice: io avrei bisogno, eccetera. E allora lui dice: io l'ho scritto. Invece non è vero niente, non l'aveva scritto per niente. E allora Mondadori lo guarda con aria ironica e gli dice: beh, racconti allora questo qui. E lui si mette a raccontare, perché sapete, Augusto De Angelis, scusate, questo era Alessandro Varaldo, che era un autore di romanzi di cappa e spada, di romanzi d'avventura, insomma si presta telefoni bianchi, tutto quello che era di moda lui lo prendeva. Difatti non a caso Varaldo diventa il presidente della SIAE, per difendere, perché questi sono gli scrittori che devono difendere i loro diritti, e scriveva, come mi hanno raccontato, aveva 3 o 4 tavoli in casa, scriveva 3 o 4 libri contemporaneamente. Interessante quello che si è anche conservato nel suo archivio che sta in Liguria adesso. Bene, allora Varaldo cosa fa? A un certo punto Mondadori gli dice: allora come va avanti? Questo lo leggerà sul libro, e poco dopo glielo porta, e questo libro viene pubblicato ed è il numero 21 della collana, che esce nel 1931 ed è il primo giallo della collana ufficiale Libri Gialli, che è quella che ancora troviamo in edicola noi, perché è una delle istituzioni, come dire, più resistenti dal punto di vista editoriale, letterario, narrativo nella letteratura italiana. Adesso è diretta naturalmente da direttori moderni, Sergio Altieri, cioè Alan D. Altieri, adesso c'è Franco Forte che dirige le collane per le edicole, hanno dato una loro impronta, però, come dire,
queste cose poi continuano ed è interessante perché naturalmente, come è comprensibile, io questo se volete l'ho scritto in un libro in cui ho raccontato anche queste cose, ovvio i primi autori italiani erano dei giornalisti o degli autori in cerca, come dire, di una certa notorietà e soprattutto si buttano su questa pista del giallo scrivendo come sapevano. Naturalmente si sente anche l'improvvisazione e anche un certo buonismo, potremmo dire, usando un termine di oggi che era quello che non piaceva molto a S. Van Dyne e così via. Finiva anche con i matrimoni, eccetera, c'era in mezzo anche l'elemento rosa, molto italianizzante, insomma, direi da un certo punto di vista, finché non arriva. E questo è interessante perché gli anni 30, proprio dalla partenza del primo giallo italiano, cioè che cosa succede? Succede che, come negli automobili di una volta, c'è un processo di rodaggio per cui un po' alla volta, come dire, vengono fuori anche degli autori che si professionalizzano, che imparano le regole, che leggono di più i classici, che dimostrano di conoscere un po' la storia del genere e di colloquiare la famosa intertestualità di cui si parla, va bene, che si manifesta anche a livello di scrittura di giallo. Ed ecco che allora arriveremo più tardi al primo Scerbanenko, che sarà però ancora sulla linea buonista con Nessuno è colpevole, ma prima ancora con un grande scrittore, veramente grande, che è Augusto De Angelis, il quale scrive dei gialli ambientati a Milano, sono dei gialli di una certa forza, cattiveria anche, come dire, sono dei gialli scritti da uno che ha letto Freud, che ha letto D'Annunzio, che insomma, che ha letto Pirandello, che, come dire, che porta tutta una problematica anche stilistica, come dire, nella scrittura, certamente diversa dagli altri, per arrivare poi a quel 1936 in cui Augusto De Angelis scrive un libro intitolato Il candeliere a 7 fiamme, che è una spy story, e anche questo è un elemento di forte modernità, perché racconta le vicende di ebrei che vengono da un congresso sionista in Germania, siamo negli anni 36, attenzione, che scendono per andare nel Medio Oriente a recuperare il simbolo rubato della loro religione, e dove già si prospetta la possibilità della nascita di uno Stato, quello che sarebbe nato poi negli anni 40, nel dopoguerra, lo Stato di Israele, combattuti dai servizi segreti tedeschi, turchi, eccetera, con un commissario italiano il quale segue tutte queste vicende correndo in treno, in nave, in motoscafo, tipo 007, insomma, però è un libro di una estrema modernità e soprattutto di un'estrema modernità anche nel taglio così incerto, così dubbioso nelle valutazioni anche delle responsabilità, anche, come dire, chi è il colpevole. Naturalmente è molto moderno, ecco, da questo punto di vista, come dire, perché non parla del bianco e del nero, del colpevole e del buono e del cattivo, eccetera, come fanno i cattivi gialli, naturalmente. No, si proietta già in un universo moderno. Ma che cosa succede in questa Italia in cui si va profilando la nascita di nuovi scrittori? Io adesso mi sono limitato a citare il giovane Scerbanenko, anni 40, e a metà degli anni 30 Augusto De Angelis. Beh, succede che intanto il Minculpop, il Ministero della Cultura Popolare, però scopre che bisogna mettere dei freni alle cose, cioè intanto scopre, in nome del principio, come dire, nazionalistico del valore degli italiani, che bisogna fare certe cose. Intanto che nel giallo si stabilisce, c'è una circolare, il colpevole deve essere sempre arrestato. Secondo, che il colpevole non deve essere mai italiano. E terzo, che comunque come dire, l'italiano non ha diritto di suicidarsi, tra l'altro. Va bene, ma questo è semplicemente la premessa, attenzione, a ciò che succede poco dopo, quando scoppia la guerra, perché quando scoppia la guerra, come dire, nascono dei grossi problemi e il Minculpop deve tornare, come dire, nel 1941 a disporre addirittura per ragioni di carattere. Vedete che il regime fascista fa nascere il giallo in Italia con quella disposizione della percentuale e lo vuol far morire subito dopo,
perché dice che disponeva per ragioni di carattere morale, cito, che la pubblicazione dei libri gialli sia sotto forma di periodici sia di dispense venga sottoposta alla preventiva sua autorizzazione. Il Ministero ha disposto inoltre che vengano ritirate dalla circolazione non pochi romanzi gialli già pubblicati e che giudicano nocivi per la gioventù. Quando si arriva poi al 1943, e siamo nel febbraio, si parla addirittura appunto di una necessità di una revisione preventiva degli albi, tra virgolette, i gialli invasi dagli argomenti a sfondo giallo e della produzione abborracciata, malsana, fradicia di anglofilia, di americanofilia, di germanofobia, quando non riportata di peso dalle pubblicazioni di nazioni nemiche. Ora, Mondadori, che è un grande editore che aveva già firmato moltissimi contratti con autori di questi paesi, cosa fa? Li sposta nei romanzi della Palma e li pubblica come romanzi tout court, aggirando, come dire, il divieto. Però, vedete, è una cosa grottesca, insomma, cioè tutto quello che succede è una cosa grottesca che però ha poi, come dire, come risvolto il fatto che in questi anni, nonostante ci fossero 2 o 3 esempi di cui ha parlato Loris Rambelli nella sua storia del giallo italiano, anche di gialli germanofili, cioè in cui si parla bene dei nazisti, eccetera, addirittura l'ideologia nazista, come dire, entra in qualche modo anche in circolazione nelle idee del giallo, come dire, il giallo un po' alla volta, quando finisce la Seconda Guerra Mondiale, riprendono le pubblicazioni dei gialli Mondadori, però sono tutti inglesi e americani, per lo più perché la gente non legge gli italiani, oppure ci sono moltissimi italiani che scrivono con pseudonimi inglesi e americani, il che ha creato dei problemi enormi a chi si occupa di queste cose, perché, come dire, si è dovuto cercare chi erano questi autori e quindi c'è stato un editore benemerito che si chiama Pirani, che ha fatto 3 grossi volumi di bibliografia del giallo in cui ha cercato, come dire, di fare anche giustizia, insomma, di ridare la voce a quelli che l'avevano perso e così via. Va bene, e allora che cosa succede? Succede che negli anni 50 effettivamente i casi di giallisti italiani, ce ne sono 2 o 3, attenzione, che sono molto importanti, però qui mi fermo un momento, no, anzi mi fermerà lei quando... Quanto? Ci cerco di... Allora cerco... No, mi fermo un momento per una questione, come dire, di merito, di qualità, perché il giallo in Italia nasce anche pubblicitariamente sotto l'insegna del genere di intrattenimento, di trattenimento, cioè esattamente quello che si dice, quel pregiudizio che circondava il romanzo anche nelle pubblicazioni settecentesche, anche nel romanzo del Settecento, va bene, in Italia ci sono le collane di trattenimento, il romanzo viene visto come un genere, come dire, che non ha una posizione ben definita proprio perché è qualcosa di consumo, non viene considerato un genere, come dire, nel sistema dei generi d'arte, Invece, come sappiamo, il rovesciamento avviene di là a poco, sulla base dei dati di fatto, insomma, che ormai il romanzo esiste, che esistono dei grandi romanzieri, esistono dei grandissimi artisti e quindi bisogna prendere atto di questo. Beh, per il giallo, come dire, succede qualcosa del genere, tant'è vero che Mondadori si serve pubblicitariamente sui propri libri, io ne ho 3 o 4 esempi che ho comprato anche di antiquariato, si serve dei pareri anche di grandi autori italiani per dire è quel tipo di libri che si legge nella camera di aspetto del dentista oppure si legge in treno, eccetera, quello che noi più tardi abbiamo chiamato i romanzi da spiaggia, quelli che magari si lasciano, una volta c'era la reticella o su quel portavalige in treno, magari lo leggerà qualcuno dopo di me, oggi invece noi li conserviamo tutti, naturalmente cambiato il nostro atteggiamento, ecco. Io a Trieste, assieme a dei colleghi austriaci, tedeschi, Petronio, eccetera, avevamo messo in piedi un centro per lo studio della cosiddetta Trivial Literatur, come vi dice il termine, va bene, la letteratura da trivio, va bene, veramente in tedesco significa qualcosa di più complicato, ma noi avevamo pubblicato un libro che aveva il titolo Trivial Literatur, punto interrogativo, appunto per dire ma era veramente così? Quando invece se andiamo a vedere più da vicino e leggiamo per esempio
e leggiamo per esempio quello che Saba scrive nelle scorciatoie negli anni 30 a proposito dei libri gialli, si chiamano proprio libri gialli alcuni di questi aforismi, insomma, Savinio per esempio dice che con Simenon nasce un nuovo tipo di romanzo borghese, dove Maigret non è un tipo semplicemente, ma un personaggio a tutto tondo, va bene, che finalmente il romanzo borghese anche ha avuto qualcosa di nuovo e di più profondo anche dal punto di vista psicologico. E Saba, per esempio, ci racconta che il giallo è forse il più importante genere di scrittura in prosa, perché ci insegna come Stendhal che bisogna attenersi ai fatti, e che allora questo attira moltissimo l'attenzione dei lettori, e che il giallo per esempio ha sostituito alla figura dei romanzi cavallereschi del paladino, in questo caso il detective che si accompagna strettamente allo psicanalista e tira in ballo anche Freud. E poi ci dice ancora in un'altra scorciatoia, e questo è bellissimo, che diceva come una volta dal grande serbatoio di romanzi cavallereschi, va bene, l'Orlando Furioso e così via, dal grande serbatoio dei romanzi cavallereschi erano nate opere come l'Orlando Furioso e il Don Chisciotte, così probabilmente dal grande serbatoio dei gialli sarebbero nati dei grandi libri, e aggiungeva Saba, popolari e di stile. Attenzione, perché questo sarebbe quello che vorrebbero tutti gli autori, essere popolari e di stile, cioè parlare al grande pubblico e nello stesso tempo non essere considerati triviali, banali, imitatori, ripetitivi e così via, ma essere originali secondo i nostri criteri valutativi. Quindi vedete, già negli anni 30, come dire, qualcosa si muoveva, non solo, ma qualcosa si muoveva anche in alto, come dire, proprio perché ci sono gli appunti famosi di Gadda sul Conan Doyleismo o sul Sherlock Holmesmo adoperato come esca per arrivare al grande pubblico, appunto, come faceva Manzoni, dice lui, appunto, perché bisognava passare dai pochi lettori al grande pubblico, oppure attraverso il grande pubblico magari arrivare ai pochi lettori scelti, ma comunque bisognava saper utilizzare, come dire, tutti questi elementi. Vedete, allora io ho citato il caso di Gadda per dire poi che nel 1945-46 Gadda va lavorando intorno a quel grande libro veramente della storia del giallo italiano che è Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, che lui definiva poliziesco, ma che gli storici della letteratura fino a pochi anni fa, e siamo stati noi un po' a rompere questa cosa, dicevano ma questa letteratura non è giallo. Come? Sciascia diceva, cioè Sciascia come Gadda diceva ho scritto un poliziesco, ho scritto un giallo, allora perché lo devo mettere in altre categorie? Ma perché era un giallo di tipo diverso, naturalmente, quel pasticciaccio di via Merulano, un giallo che non finisce come storia, ma che letterariamente lui considerava finito. E allora pensate, e credo che mi fermerò prima degli sviluppi, come diceva lui prima, appunto, dicendo, allora stiamo attenti che nel 57, poi, quindi siamo negli anni in cui l'Italia esce dalla crisi e comincia qualcosa di diverso, esce da Garzanti, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, e nel 1961, quindi siamo all'inizio degli anni 60, all'inizio degli anni che segnano una svolta anche nella storia della società italiana, perché si esce dalla ricostruzione per entrare nel boom economico, esce Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, che è un altro grande caposaldo della storia del giallo italiano. Va bene, è inutile che vi parli di questo libro, ma io mi fermo qui per dire che sono arrivato forse alla quinta o sesta riga qui dentro, va bene, perché in realtà bisognerebbe aver parlato di quello che succede dopo, perché da questa data in poi cambia profondamente la situazione. Allora quello che ancora negli anni 70 scrivevano certi critici, il giallo italiano non esiste, oppure il giallo italiano è fatto di pochi nomi ma non esiste altro,
come dire, che forse era vero per una certa situazione di mezzo, diciamo, di incertezza dovuta alla storia che ho raccontato prima, non vale più per quello che succede dopo. Perché? Perché nel 1972 Fruttero e Lucentini pubblicheranno tra l'altro La donna della domenica non in una collana istituzionale con la copertina gialla, ma in una collana di narrativa, che significava aver adottato lo schema del giallo come uno schema che vale per tutta la letteratura e non soltanto per quella parte separata di lettori che va in edicola a comprare il romanzo giallo. E badate bene che La donna della domenica oggi è stata ripubblicata dall'editore Adelphi, il quale editore Adelphi ha cominciato a pubblicare gialli di élite come quello di Paolo Maurensig, in cui si gioca una partita a scacchi proprio tra il colpevole e il nazista, diciamo, dei campi di concentramento, un libro bellissimo. Ma oggi Simenon dove viene pubblicato? Da Adelphi. E Adelphi con Sellerio forse sono diventati, che pure Sellerio, come dire, era un autore di nicchia all'inizio, va bene, oggi è diventato un autore anche molto popolare, come dire, pensate al successo di Camilleri, va bene, al giallo, come dire, che se guardiamo dal punto di vista internazionale è molto complicato per le traduzioni, anche Camilleri, che però ha successo dappertutto, va bene, tradotto come viene tradotto, va bene, oggi in maniera sempre più sofisticata. Mi ricordo 10 anni fa un dibattito in Germania dove un traduttore tedesco mi diceva ma io traduco in tedesco e basta, va bene, in realtà, come dire, come è stato per Gadda, come dire, tradurre queste cose significa anche inventarsi qualcosa sul piano linguistico. Ricordate San Antonio, per esempio, San Antonio, no, perché il pubblico qui è di gente troppo giovane per me, va bene, ma San Antonio veniva pubblicato negli anni 70 una bellissima collezione di opere in francese di Frédéric Dard, che è un grande scrittore di stile, e veniva tradotto da una certa Bruna Just Lazzari, la quale usava il veneto, usava poi varie cose, vari dialetti italiani per fare tutte queste cose qui. Pensate che in questi giorni hanno ripreso a stampare San Antonio, anche quello da un editore, diciamo, di un certo livello. E Gadda ormai è tradotto anche in ungherese, eccetera, ma anche in francese l'hanno tradotto nelle maniere più curiose. Gli italiani hanno insegnato, come dire, che esiste anche questo problema anche della grande varietà linguistica, va bene, naturalmente poi bisognerebbe dire tante cose perché oggi, come vi dicevo, il colore del futuro è il giallo, il colore del presente è certamente il giallo, anche romanzi, diciamo, l'altro giorno ho presentato un romanzo appena uscito da Rizzoli intitolato La mantella del diavolo di Carla Batocletti, che è una giornalista del Sole 24 Ore, è ambientato a Cividale, è un noir, diciamo, di frontiera dove si parla del Friuli, degli italiani, degli sloveni, di problemi di convivenza anche etnica e così via. Il giallo oggi parla di tutto, va bene, potrei farvi una lista appunto di discipline o di mondi, va bene, poi pensate a chi scrive i gialli, non solo i giornalisti, alcuni dei quali dicono noi diciamo nei gialli quello che non possiamo scrivere, pena la denuncia sui nostri giornali, ma poi a scrivere gialli sono tantissimi magistrati, tantissimi avvocati, gente che lavora nel mondo della legge. Si potrebbe fare il lavoro che i sociologi della letteratura francese della scuola come si chiamava? Escarpy, di Escarpy, sì, di Robert Escarpy, facevano la sociologia quantitativa, certo, su quali sono le professioni di quelli che scrivono oggi, eccetera. Appunto, è una cosa affascinante. Io ho provato a farlo proprio per capire il perché di questa affermazione: il colore del futuro è il giallo, colore del presente, certamente anche in Italia, al punto che la BBC ha eletto l'Italia regina del noir, e al punto che lo scorso anno, in una diretta con Los Angeles, appunto uno sceneggiatore che lavora in America ci ha raccontato appunto che le spy story scritte in Italia per gli americani sono molto più interessanti delle spy story convenzionali scritte dagli americani. Punto. Grazie.
Bene, ricominciamo i nostri discorsi col professor Massimo Raveri. Io guardando il titolo dell'intervento non sono riuscito a trovare una frase di aggancio per dare la parola, quindi... Non importa, meglio così. Okay. Io vorrei ringraziare innanzitutto la Società Italiana di Letteratura che mi ha ospitato e Michela Gesele che ha proposto il mio nome. Vorrei che il mio intervento fosse a voce molto sommessa, perché io studio e insegno religioni e filosofia dell'Asia orientale e quindi se c'è un senso della mia presenza qui è di un invito a una riflessione su quello che è il fenomeno che chiamerei giallo, proprio per riconnettermi a un mondo generale da un altro punto di vista. Ma ve l'ho detto, non essendo un tecnico mi inserisco come una voce che vuole dare altre prospettive, ma senza nessuna pretesa. Perché parto da porvi all'attenzione il fatto che il mondo del detective story gira su 3 temi cruciali: la morte o un processo di violenza, la ricerca della verità. La morte è quasi sempre presente, o una metafora, o semplicemente come la fine di qualche cosa che è più profondo e che è un atto di violenza. E la ricerca di verità può avvenire a 2 livelli. Il primo livello è un game, e cioè sapere chi è il colpevole e come è andata a finire, come si è svolta. Ha ragione, è un gioco di scacchi, ma rimane in superficie. Quello che veramente fa di un giallo, a mio vedere, una grande opera è quando si passa, questa ricerca della verità passa a un livello più profondo. Perché l'ha fatto? Perché si è arrivati a questo? Qual è stato il processo che ha portato a questa violenza? Questo è l'interrogativo che sta alla base del giallo. E del detective, di quello che arriva a un certo punto a chiedersi il perché del male, perché questo è il cuore del giallo. È il problema che attanaglia. E io mi penso, ma è una mia personale sensazione, non da cultore, che se c'è un'attrazione che è evidente sul giallo, che non solo è la letteratura presente ma del futuro, che è evidente a tutti, non è solo perché il lettore contemporaneo è un lettore potenzialmente molto distratto da 1000 suggestioni, da 1000 ispirazioni, per cui ha bisogno di una trama che lo inchiodi, di una suspense, di qualche cosa di sapere, che lo tiene lì, in modo che arrivi alla fine. Non è solo questo, è perché il problema del male è cruciale, nel secondo dopoguerra in poi, è il problema. E necessita di essere rivisto come una sfida a pensare altrimenti. Dopo un secolo di orrori, dopo che sono saltate le grandi ideologie, il male come male morale è decisamente saltato. Ci vuole un'apertura maggiore. Oggi si parla di male esistenziale, di male fisico, di malessere. E il giallista, se dice qualche cosa a suo tempo, o il lettore se cerca nella letteratura questo tema, è perché si sta chiedendo il senso nuovo da dare alla dimensione del male che è presente in tutti gli uomini. E vediamo come cambia anche la figura del detective. Non sono un giallista, quindi permettetemi, sono delle incursioni, vi dico a bassa voce. Ma il detective non è più l'istituzione, anche quando lo è sempre un personaggio che ha un mondo dietro grigio. Ha una dimensione che ha un passato, una dimensione oscura, è un extrogato, è una fricchettona come la svedese, è qualcuno che non si può mai dire innocente. Non è più il difensore della verità e della giustizia, non è più la lotta fra bene e male, c'è un grigio in cui c'è il sospetto che siamo tutti colpevoli. Come Maigret che si astiene dal giudicare, che ha compassione. È un passo in più. Non solo il detective che cerca la verità non si arriga al giudizio di giudicare
e tantomeno di semmai di punire, ma anche alle volte pensa che siamo tutti in qualche modo colpevoli. Cominciamo dalla morte. Perché la morte? Perché sono qui a parlare di morte, verità e male? Perché sono degli interrogativi radicali che danno un senso al nostro vivere. Anche la morte dà un senso al nostro vivere e il problema del male e la risposta al male dà un senso a una strategia, un orizzonte di salvezza. E quindi ogni cultura dà delle specifiche risposte, deve darle nella propria specificità nel corso della storia a queste domande. Quindi lo scrittore di gialli e il lettore di gialli sono diversi, si muore in modo diverso, si assassina in modo diverso nelle diverse culture. È vero, oggi sono dei processi di globalizzazione per cui ci sono delle tendenze, ma sotto sotto un giallo orientale, un giallo cinese o giapponese dà dei presupposti su questi 3 punti, la morte, la verità e il male, che sono radicalmente diversi. Quindi non è solo il game della storia, è i problemi che ci sono sotto. Cominciamo dalla morte. Vedete, nelle culture dell'Asia orientale, quella che ho particolarmente studiato è la tradizione buddista del Giappone e della Cina, la scelta è stata fatta di pensare che l'esistenza è un fluire di esistenze collegate col ciclo delle rinascite. Questa è una scelta plausibile ma molto pesante, non chiedetevi se è vera, non stiamo discutendo su questo, ma è un dato di fatto che è una scelta che è stata accettata da 2000 passanti e ha un peso, perché la dimensione della morte cambia. Nella nostra tradizione monoteista, la vita ce la giochiamo e poi c'è la morte che è una separazione radicale, è la fine. Addirittura nella speculazione è il fine dell'uomo, di morire in Dio, perché dall'altra parte c'è una scelta di vita eterna. Quindi lo spartiacque è definitivo. Quindi l'atto di uccidere è un trauma che sconvolge, direi, l'universo dell'uomo. Ben altro è pensare che in un universo sculturale come l'Asia orientale la morte è una porta, certamente angosciosa, verso un'altra vita. E ancora un'altra vita, e ancora un'altra vita, e ancora un'altra vita. Samsara non ha la connotazione positiva, una connotazione totalmente negativa. L'ossessione non è, l'angoscia non viene dalla morte, l'angoscia viene dal vivere. Questa è la prospettiva. In questa prospettiva uno scrittore giallo la deve tener conto, e cioè che il vero problema è il sempre rinascere e che il morire non è la liberazione. Perché questa è la salvezza. Quando si dice qual è allora la strategia della salvezza, non è certamente in un'altra vita, non è certamente in questo, è una liberazione dalla vita, ma non è certo la morte che la dà. Questo è lo vedremo in qualche modo, ma è un modo, direi, più inquietante. La morte è semplicemente un altro passaggio di un legame che mi tiene sempre prigioniero. Perché prigioniero? Perché prigioniero della vita, prigioniere delle vite? Perché tutta una tradizione speculativa che ha unito il buddismo, l'induismo, il buddismo e in parte anche il taoismo, che ha subito l'influenza del buddismo, mette progressivamente l'indice su degli stati mentali che ci legano al ciclo delle rinascite, che ci legano alla vita. Sono profondi. La prima è individuata in una sete dell'esistenza, cioè è una cultura che ha elaborato l'idea di un attaccamento all'esistenza, di una sete da bene l'idea, sempre inappagata di vita. Questa sete si esprime nel desiderio. Desiderio, guardate che tutte le tradizioni religiose hanno visto nel desiderio un grosso pericolo contro la salvezza, quasi un opporsi, una barriera che impedisce una visione di Dio. Ed è il desiderio che si esprime in tutte le forme, sono le vecchie tentazioni, guardate le tentazioni che subisce il Buddha sono così banali e si susseguono. La tentazione del mangiare,
la tentazione dell'atto sessuale, la tentazione della ricchezza, la tentazione del potere, sono le stesse, sapete. Sono le sfaccettature di un desiderio di potenza del singolo sugli altri, di dominio sul mondo e del dominio di violenza. Io mangio il mondo, lo cucino, lo taglio, uccido, me lo faccio mio, lo domino e lo posseggo. Il secondo passaggio è ovvio, guardate come sempre nel lato sessuale c'è una lotta fra i due, non è un atto di armonia, è un atto di lotta, in cui ci sono sempre degli aggettivi che parlano di dominio, ti posseggo, e l'orgasmo è equiparato alla morte, tanto che io rubo la sua energia e la prendo in me, io mi perdo in te. Chi è il vincitore? Chi è l'orgasmo, chi non ce l'ha? È sempre un gioco di tensioni fra due antagonisti. E guardate il dominio, il concetto di ricchezza e di potere. Tutto questo fa sì che l'uomo ponga al centro, si esprime attraverso i desideri, perché alla fine la speculazione filosofica ritorna al vecchio mito dell'Eden, che ritroviamo nella tematica buddista, di pensare di essere al centro dell'universo, al centro del mondo. E questa è l'illusione di pensare a se stessi come a essere eterni, come eterna la mia anima, eterno è Dio. Non esiste, siamo in un mondo in cui è stato elaborato una seconda sfida intellettuale, il pensare che non c'è Dio, la mia anima non è eterna, è un nome, l'unica realtà è apofatica, è il silenzio del vuoto, che non si può nemmeno dire. Tutta la realtà è un sogno evanescente, e io sono solo il sogno di un sogno. Questo è il contesto in cui scrivono i giallisti e in cui sono letti. E parlano di una morte violenta. E la morte violenta in questo quadro ideologico e filosofico può essere un fattore che lega, quindi che rimprigiona nel ciclo delle rinascite, oppure un fattore che libera. Per quello che diventa interessante come un giallista in Asia interpreta i processi che portano alla violenza e al delitto. Vediamo la prima. È la morte violenta come fattore che lega, in due modi. E sono due modi che rendono paradossalmente l'assassino la vittima, cioè l'assassino diventa la vittima. Come? Il primo modo è il fatto che non si giudica l'atto in sé, lui ha ucciso, ma l'attenzione è posta sul perché lui lo ha fatto. Quindi si vede in lui, nel suo gesto, tutta la sua dimensione infernale in cui vive. E uso il termine infernale nel vero senso della parola. Lui è già all'inferno. L'inferno buddista è una condizione della mente ora. Perché l'inferno? Perché lui ha davvero una sofferenza di arsura. E come l'inferno, qual è la sua arsura? Non gli è bastato uccidere un uomo, ne ucciderà un secondo, ne ucciderà un terzo, perché non c'è fine al potere, non c'è fine al dominio di sé, a porre sé al centro del mondo. Un giorno sarà uno, un giorno sarà l'altro. E in quante vite lui continuerà a uccidere o a fare violenza? Perché se non toglie da questo ciclo è il suo stesso egotismo che lo ha portato, perché lui ha sete, lui odia, quindi brucia nell'odio. Sentite la fiamma e il ghiaccio dell'inferno, ma sono dentro tutta la spiegazione buddista, pensate che fossero la fiamma e il ghiaccio fossero dentro di lui, sono condizioni della sua mente, e l'odio è quello che lo lega, molto più dell'amore. Ma che cos'è alla fine il suo inferno, quello che l'ha portato a pagare, a fare e a pagare, a diventare la vittima di se stesso, è la sua solitudine. Ha ragione la nostra ricercatrice, la nostra dottoressa, quando dice sì, crea il caos. È vero, il colpevole è solo, è un antiumano, è uno che
pensando di essere al di là di tutto e soprattutto tanto da desiderare di uccidere, ecco, lui crea il caos, lui è disumano perché è solo, è la disperazione della solitudine. Questa è la sua condanna. Ma, e qui passiamo dal secondo livello, non è mai solo, c'è la sua ombra. Questa è una parte bellissima di tutta la tradizione speculativa sulla morte violenta. Lui è solo verso il mondo, ma c'è un'ombra che lo seguirà sempre, la sua vittima, che lo sta uccidendo. Perché l'immagine è che ci sono dei morti che muoiono e degli altri morti che non riescono a morire. E questa vittima si chiamano Goriot. E i Goriot sono quelli che sono stati privati ingiustamente della vita e sono fermi in quel momento e perseguitano il loro uccisore. E è come il conte Ugolino, gli stanno addosso per vite e vite, tanto che alla fine, per vendicarsi, sono legati da un rapporto che li vede quasi come odio e come amore, perché l'odio è un legame forte come l'amore, anzi forse più forte. E tanto che, dato che siamo in un mondo che pensa a un ciclo di rinascite, noi ci possiamo chiedere, ma quale altro assassino ha commesso, quale violenza ha commessa quel delinquente lì, perché perseguitato dal suo fantasma, per altre vite lo sta perseguitando, è davvero colpevole, è davvero colpevole. Oppure in questo gioco di duellanti, di vita in vita, fino a che qualcuno finalmente non riuscirà a interrompere questo ciclo che li lega. Difatti, in questo gorgo, molti spesso i personaggi dei testi più belli, quelli più sfaccettati sul problema del desiderio e della morte, sono femminili, non è casuale. Sono in generale delle donne, questa è la retorica del giallo in Giappone, sono delle donne bellissime, ma non solo del giallo, anche dell'immaginario, sono delle donne bellissime, estremamente seducenti e sterili, quindi non sono procreative, che suscitano il desiderio, lo scatenano e sono mortifere perché poi si rivelano effettivamente essere dei mostri, Agna, dei mostri che uccidono quello che è stato attratto da loro, ma contemporaneamente possono anche diventare delle vittime perché sono troppo belle e quindi chi le ama a un certo punto le uccide perché sa che gli sta a sua volta, lei seducendolo deve essere in qualche modo uccisa perché l'assassino si deve liberare dalla sua seduzione e liberare da lei. Quindi vedete, questo gioco di desiderio e di morte è un intreccio in cui più dimensioni si trovano. Quindi non è casuale che nei racconti gialli, scusate uso il termine gialli da impropriamente, spesso ci siano delle presenze, lo ha citato prima la professoressa. Ci sono, e io trovo molto belle, perché sono accettate, non è particolarmente né esotico né rabbrividente. Le presenze inquiete, di morte inquiete, sono percepite, come sono percepiti gli antenati. Davanti all'altare si fanno le offerte agli antenati e così sono anche percepiti i morti inquieti. Ed è una presenza che dà una dimensione di mistero, di profondità, ma molto, molto bella. Guardate, chi di voi ha un po' i capelli grigi come i miei, ricorderà certamente Rashomon, che fu un bellissimo film, il primo premiato a Venezia, che fece scoprire la cinematografia giapponese. Rashomon è un capolavoro, ma deriva da un racconto giallo, perché è un omicidio. La bellezza di questo racconto, che il tema, la tematica viene ripetuta in altre situazioni, è che tutti danno una versione di questo. Ma addirittura una sciamana, se voi ricordate, una sciamana in trance parla con la voce del morto. Tra parentesi, certamente il regista
ha avuto il consiglio di un antropologo. La ricostruzione è assolutamente perfetta, li ho studiati, quindi è bellissima, si comportano proprio così. Ma il bello è che il morto non dice la verità. Noi lo verremo a sapere. Uno dice: è morto, ci dice come sono andate veramente le cose. No, anche lui è un morto rancoroso. Quindi il racconto ci dice che anche il morto non ha pace, perché intanto tra poco si rincarnerà, e la sua versione, come le altre, credibile o no? Dov'è la verità? Dov'è la verità? E alla fine arriviamo alla conclusione che la verità non c'è. Non c'è. Ce ne sono varie che hanno portato a questo, perché è complesso il male, i meccanismi del desiderio del male che le hanno portate. Tutti sanno che quello è stato ucciso dal bandito. Questi sono i fatti. Ma che cosa ha portato? Quello è il vero mistero, e quello è insoluto. Difatti alcuni gialli hanno una tecnica bellissima, sono gialli, sono racconti, non sono serie, e cioè tutto si svolge e quando il ricercatore del vero, che può essere un monaco, può essere un detective, cioè uno che crede che è possibile avere la verità ultima, si arrende, allora scopre, quando cede, quando dice non è possibile sapere, e all'ultima pagina un hint ci rifà rivedere tutto e lui capisce, è troppo tardi, tutto è andato, tutto è finito, la giustizia umana ha fatto il suo corso, ma lui ha finalmente capito che dall'intreccio l'ha intuito, e così il libro è chiuso e non dice come verrà. Vedete, quindi queste dimensioni diventano circolari. Che cosa è la verità? Come il detective, è una rinuncia, è un farsi vuoto, aspettando poi di capire e di avere una dimensione più dentro ai meccanismi che hanno portato. Non è importante capire il game del gesto, il problema è di capire le ragioni che l'hanno portato. E questo ci porta all'ultimo punto, che per me è sempre fonte di inquietudine, ve lo posso dire, perché qualsiasi persona che studi le esperienze buddiste si deve confrontare con questo, e lo faccio con una certa esitazione, anche con un senso di malessere interiore, e cioè di pensare che la morte violenta è un'esperienza di liberazione, che la crudeltà porta all'illuminazione. Questo è un tema. Com'è possibile, uno si dice, com'è possibile che il buddismo, che fa della non violenza la base della sua esperienza, possa arrivare a questo? La non violenza in sanscrito si dice ahimsa. La traduzione della non violenza è una brutta traduzione, la vera traduzione è innocenza. Innocenza, non nuocere, ma con questo senso tutto buddista di purezza della mente, di bianco, di distacco completo e lucido. Ecco, da questa idea i maestri buddisti, che con un azzardo del tutto logico lo hanno portato alle estreme conseguenze. Questa è in gioco il concetto di salvezza, sapete. E qui torniamo al nocciolo del problema del giallo, e cioè il senso del male. La salvezza in questo mondo culturale e religioso non è raggiunta attraverso una via morale, lo diranno i confuciani, certamente, ma è una salvezza che è una salvezza sociale, è un benessere sociale, ma la via morale è una via che induce, che aiuta a un passaggio che porta alla vera salvezza, cioè la via della sapienza, prajna. La sapienza, cioè la realizzazione attraverso la meditazione della mia realtà come vuoto, quindi è un processo di autoconoscenza e di liberazione interiore. Io sono finalmente distaccato, io sono finalmente vuoto, capisco che tutto è sogno, mi risveglio, il termine Satori significa risveglio. Ed è un risveglio alla verità che salva, questo risveglio mi salva, mi toglie, mi libera dal ciclo delle rinascite, però è al di là del bene e del male.
Vedete, è facile dire che la salvezza è al di là del male, è giusto, lo pensiamo, è molto più difficile dire che è al di là del bene. E è facile dire che il male dipende dal bene, privazio boni, siamo stati educati a questo, che il bene alla fine prevarrà, come nei gialli dovrebbe prevalere sempre la giustizia. Però siamo in una dimensione religiosa che pensa che entrambe sono illusioni, e cioè come il male dipende dal bene, il bene dipende dal male. E sono tutte e due, sottolineo, tutte e due delle forme di attaccamento che mi tengono legato al ciclo delle rinascite, al ciclo del samsara. Quindi non sono forme di salvezza e fanno un passo in più, sono forme che sono uguali, perché l'amore e l'odio sono relative e sono condizionate, quindi tutte e due le esperienze devono essere in qualche modo superate. Come? Ci sono state due vie, non avevano tanta scelta. Tutta la tradizione mahayana ha pensato che il nocciolo per arrivare a una dimensione spirituale al di là del bene e del male fosse di controllare i sensi e i sentimenti. Quindi io ottengo una dimensione di totale distacco, questa purezza, ahimsa. Io non uccido, io non ho rapporti sessuali, io sono povero, io non domino. Sentite questo non, io mi distacco perché non provo sentimenti e perché non provo sensazioni. Le ho tutte controllate. Tutta un'altra parte di tradizione spirituale ha pensato che questo fosse semplicemente una via finta di salvezza, e cioè che fosse semplicemente un modo di reprimere i sensi e i sentimenti, di non risolvere il problema, perché il problema del male doveva essere affrontato, che l'unico modo non era di reprimere i sensi e i sentimenti come fonte di illusioni e quindi fonte di male, quindi da far finta che non ci siano. Ci sono profondi, e ci sono state due grandi correnti, una dell'esoterismo tantrico e l'altra del buddismo zen, che hanno preso il toro per le corna e hanno detto non solo attraverso il male si può arrivare a una vera liberazione. Non è facile, sapete, e quindi sono percorsi meditativi di estrema difficoltà, segreti, giustamente, perché è il maestro che deve guidare l'allievo a immergersi nel bene. Oh, ma quello è facile. E quando si sarà immerso meditando a cosa sono le dimensioni di bene che la sua mente contiene, di sapienza, di saggezza, di compassione, sempre distaccato, gli dirà che alla cima della vetta c'è un'altra parete molto più difficile, entrare nel male. Entrare nel male è viverlo fino in fondo. Cosa vuol dire? Realizzare quella violenza, realizzare tutto quello che c'è di più profondo e di oscuro nel suo desiderio di uomo. Guardate il mito di Teseo nel labirinto, lo ritroviamo anche nella tradizione buddista, perché dice tutto di un'esperienza di liberazione, e così anche Teseo sa che in questo labirinto c'è il Minotauro, e guardate come è giusto pensare al Minotauro, guardate come c'è questa carica di uomo e di animale potente nei desideri, come è un toro, la metafora del toro. E il bello è quando finalmente, il mito ce lo racconta, quando finalmente Teseo, che si è perso nei meandri del labirinto, sente che dietro l'angolo ci può sempre essere il Minotauro che lo aspetta per ucciderlo, e ha paura. E poi a un certo punto non ha più paura, perché nel labirinto ci si conosce, mica ci si perde, ci si riconosce, fatto apposta. Ci si conosce nelle proprie angosce più profonde, nelle proprie paure più profonde. E qual è l'angoscia del labirinto? Morire, la morte. Io muoio a me stesso, mi sono perso, non esco più. E alla fine, quando finalmente Teseo ha avuto il coraggio di vedere se stesso, non ha più paura, è lui che dice al Minotauro: vieni fuori, perché lo uccide, perché il Minotauro è lui, ha avuto finalmente il coraggio di vedersi, non ha più paura di lui, non ha più paura di se stesso. E il buddismo tantrico ce lo dice:
sei entrato nei meandri della tua mente, quante volte hai desiderato di uccidere? Fuori, vieni fuori, guardati nel buio e finalmente quando vedi la luce sei libero. Chi si uccide? Teseo si uccide, non uccide il Minotauro. E questo lo dice anche il buddismo esoterico. Muori a te stesso. Perché la via del Buddha, l'ho segnato, è bellissimo, guardate, è un pezzo bellissimo. La via del Buddha è apprendere se stessi. Apprendere se stessi e fare vuoto di se stessi. Fare vuoto di se stessi e morire se stessi. Ed essere risvegliati alla verità. Risvegliarsi alla verità e lasciar cadere il proprio io. Ed è questa battaglia che c'è stata in me. Ci sono stati degli asceti, degli uomini di fede, degli uomini che hanno percorso un percorso di santità, vorrei sottolineare di santità, che hanno cercato la morte violenta, hanno cercato di dare la morte violenta o di ricevere la morte violenta e l'hanno scelto come una forma ultima di meditazione. Ci sono stati dei monaci guerrieri, ci sono stati dei monaci che sono andati in guerra pensando che quella doveva essere l'ultima meditazione, e cioè affrontare la sfida di essere uccisi o di uccidere ed essere finalmente del tutto indifferenti, cioè suscitare in sé quello che è il desiderio più grosso, il desiderio più profondo, il più viscerale, il desiderio della vita, quindi la paura di morire, e il desiderio di potere, e quindi la voglia di uccidere, ed essere completamente liberi e indifferenti a vivere, indifferenti a uccidere. E così in questo specchio limpido della loro mente si sono avviati all'ultimo duello. Non era importante se vivevano o morivano, ormai dentro erano già morti a se stessi, erano già vuoti. Guardate, concludo con un brano che cita Kawabata Yasunari, premio Nobel, durante il discorso che fa all'Accademia delle Scienze di Stoccolma. È scritto, lui cita una lettera che Akutagawa Ryunosuke, un grande scrittore suo amico, gli scrive prima di uccidersi. Lui la cita durante il discorso del premio Nobel e cita questo passaggio che Ryunosuke gli scrive. Ecco, adesso tutto è come sospeso. Ryunosuke ha già deciso di uccidersi. Tutto è come sospeso. Un senso di immobilità incantata, di lucida chiarezza. La mia mente è pura, ahimsa, come trasparente, di cristallo. Vedo la vita con occhi diversi. Non esisto già più. Eppure non c'è più distinzione fra me e il mondo. Sono completamente all'unisono col mondo e tutto ciò è meravigliosamente bello. Il Kawabata continua dopo questa citazione e dice: io non penso che questa sia una via di santità. Mi ricordo a memoria che cosa scrive, ma quello che mi turba e quello che sono convinto è che per arrivare a una via di liberazione bisogna passare attraverso il male, che la buddhità è al fondo della sofferenza. Senza sofferenza, senza questo passaggio di sofferenza, non c'è una effettiva esperienza di illuminazione. Condanna pubblicamente Akutagawa, dice: io non lo giudico, non posso giudicarlo. 3 anni dopo si uccide. Kawabata si è ucciso 3 anni dopo. E quindi è un meccanismo che lo porta, quello che voglio sottolinearvi, e cioè lo scrittore di gialli ha in mente nel suo background culturale come il momento della violenza può essere, anche della crudeltà, può essere un momento di liberazione, di esperienza di liberazione. Difatti, in alcuni scritti buddisti, il guerriero che va alla battaglia così
viene chiamato un bodhisattva, cioè un santo, un perfetto, non solo perché è indifferente lui alla vita e alla morte, ma anche perché educa colui che combatterà, colui che probabilmente ucciderà in un duello, lo educa a liberarsi. È come nel karate, che il tuo avversario è il tuo amico. E per concludere vi cito questo episodio perché è indicativo di questo passaggio, in cui tu puoi essere nel momento in cui muori o sei vittima, insegnante del tuo assassino, e quindi aprirgli la mente. Fu un episodio famoso. Siamo nel 1400, il XV secolo. Il Giappone è stato riunificato da un grande generale, Hideyoshi. È un contadino fatto da sé, si dimostra un geniale condottiero, un politico astuto, e conquista tutto il Giappone. È il padrone del nuovo Giappone. Lui ha un maestro, si chiama Senno Rikyu, un maestro di tè. È un monaco buddista, vive a Kyoto, in una piccola tempio nella periferia della foresta di Kyoto. Sono gli opposti. Senno Rikyu passa alla storia per essere quello che ha reso la cerimonia del tè di un'eleganza stupefacente. Era un grande calligrafo, un grande artista di un livello superiore. Non posso dirvi quanto ammiro, quando tutta la tradizione giapponese ha ammirato Senno Rikyu. È il maestro, è il maestro di Hideyoshi. Hideyoshi sceglie lui, che era un personaggio abbastanza difficile, molto rarefatto nei gusti, e lo sceglie come maestro. E inizia un rapporto di amore, come può essere un rapporto fra maestro e discepolo e maestro, fra i due, e sono due grandi. E a un certo punto si trasforma in un rapporto di un odio terribile, tanto che a un certo punto Hideyoshi ordina a Senno Rikyu di uccidersi. Lo uccide. Questa è la mystery story. Sappiamo come è andata a finire. L'ha ucciso. Hideyoshi ordina a Senno Rikyu di uccidersi e Senno Rikyu lo fa. Ma qual è il mystery? Perché l'ha fatto? Tutti gli storici che si sono occupati di Hideyoshi o di Senno Rikyu non sanno rispondere, perché a un certo punto qualche cosa scatta della complessità del male, per cui Hideyoshi, forse perché Hideyoshi vedeva in Senno Rikyu la critica del senso della gloria ultima. Lui era il padrone del Giappone, sognava di conquistare la Corea, sognava di conquistare la Cina, sognava di conquistare il mondo. E l'altro gli ricordava con grande eleganza la assoluta illusorietà di tutto questo. Era il potere e la gloria, sapete. Era uno dei due doveva morire. Quindi forse la risposta è questa. Ma è bella la risposta di Senno Rikyu. Senno Rikyu ribalta la scena. Senno Rikyu riceve l'ordine di uccidersi. Non ha scelta. Cosa fa? Gli scrive e fa sì che la lettera gli arrivi nel giorno stesso e gli dice esattamente tutto come avverrà. Mi ucciderò all'alba, dopo aver fatto una cerimonia di tè, in questo tempio che era caro a loro due, e lo farò con questo ikebana e con questa scritta. Perché lo fa? Perché vuole che Hideyoshi segua l'omicidio, che non abbia l'idea che lui sia ucciso, glielo sta ribaltando dicendo: tu sei il mio assassino, io ti dirò tutto, ci sarai tu. E io sono sicuro che Hideyoshi alle 6 di mattina nella sua stanza lo pensava, e Senno Rikyu lo sa. E gli lascia un ultimo scritto che è dedicato solo a Hideyoshi, ed è scritto: sii benedetta, sii benvenuta dentro di me, l'ama dell'assoluto, perché se la pianta. Tu mi apri la via verso l'illuminazione. Chi dei due vince la morte? Chi dei due? L'assassinato diventa il vincitore della morte, il vero vincitore del game, della partita. Chi è nel male rimane solo, ed è Hideyoshi il più potente. Grazie.